Allora, innanzitutto, appunto, grazie di essere venuti, grazie a tutti, a quelli che hanno anche organizzato questa giornata, grazie anche all'impegno e alla vicinanza, alla simbiosi, si può dire, con Federsanità ANCI da tanti anni. E niente, io non vi porto i saluti dell'assessore perché dovrebbe arrivare più tardi, adesso è impegnato, ma cedo la parola al dottor Napoli perché diciamo poi inizi questi saluti e faccia questa introduzione alla giornata. Grazie. Grazie al direttore centrale, alla dottoressa Zammaro. Buongiorno a tutti. Il mio saluto personale, il saluto ovviamente, un ringraziamento per gli organizzatori di questo appuntamento e anche un benvenuto a tutti voi e anche a coloro i quali arriveranno durante la mattinata. Un saluto che Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia porta molto volentieri a questa assemblea perché il tema dell'invecchiamento attivo sta diventando sempre di più, ammesso che ce ne fosse stato bisogno, un tema che occupa, come dire, le agende in maniera prioritaria delle istituzioni della politica e secondo me anche dei rappresentanti del sociale. Il fatto di trovarvi così numerosi oggi qui e anche il fatto di poter poi ascoltare gli interventi dei relatori che sono stati annunciati credo che meriti da parte nostra, come dire, la massima attenzione e anche l'augurio che mi faccio è che poi da questa giornata possano nascere spunti, considerazioni, riflessioni e perché no anche proposte operative da poter concretamente sviluppare. Ecco, il tema su cui lancerei oggi, come dire, una parola è la concretezza. Se da queste giornate riusciamo a uscire da qui avendo presente che ci sono azioni concrete che possiamo svolgere in maniera coordinata e seria, credo che tutti saremo usciti da qui con maggiore forza e anche maggiore disponibilità a far parte di questa catena, di questa rete che si sviluppa con il tema dell'invecchiamento attivo. Ovviamente il ringraziamento va alla Direzione Centrale Salute, al servizio della dottoressa Totis, che poi è quello che fisicamente ha organizzato, e anche a tutti coloro i quali che nella struttura regionale ci consentono di realizzare questo incontro odierno. Il primo intervento previsto in scaletta è quello del dottor Alfredo Ferrante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ci dovrebbe essere un videomessaggio registrato. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Alfredo Ferrante, coordino l'Ufficio Relazioni Internazionali e Politiche per l'Infanzia del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E sebbene da remoto vorrei darvi il benvenuto a questa conferenza regionale in materia di invecchiamento. Intanto un ringraziamento a tutti voi che avete partecipato ai lavori e che il Dipartimento ha promosso da alcuni anni in materia ed è un lavoro, lo voglio ricordare, che va avanti ormai dal 2019 quando insieme all'IRCA e con la collaborazione di INAP abbiamo avviato un accordo di collaborazione che ha mirato essenzialmente in primo luogo a consolidare una rete di stakeholder nazionali in materia di invecchiamento attivo, mettendo insieme al tavolo tutti i referenti sia di parte pubblica che di parte privata e di società civile. La rete di stakeholder è una rete attiva a livello nazionale e conta circa 80 rappresentanti, ma sono state stimolate attraverso questi anni di lavoro anche delle reti a livello regionale ed è quella a cui ci rivolgiamo oggi per portare avanti il discorso in materia di invecchiamento attivo a livello nazionale con la collaborazione delle regioni. Non entro ora nel dettaglio, vi parleranno del programma di oggi e dei lavori di oggi i colleghi di IRCA. Vorrei concludere però questo mio breve saluto intanto dandovi conto anche dell'importanza che il progetto ha avuto a livello internazionale. Ora, le attività di questo accordo che ormai è avanti da diversi anni sono state
utilizzate come esempio all'interno delle linee guida del mainstreaming in materia di invecchiamento dell'UNECE, quindi a livello di Nazioni Unite, e abbiamo portato questa esperienza anche all'interno della conferenza UNECE che si è tenuta lo scorso giugno, nel giugno 2022 a Roma, con la partecipazione di circa 40 delegazioni internazionali. Non da ultimo il lavoro a livello nazionale ci ha anche permesso di avere come Dipartimento delle Politiche della Famiglia la presidenza del Comitato Permanente in materia di invecchiamento attivo presso l'UNECE. Quindi risultati importanti sia a livello nazionale che a livello internazionale, che naturalmente trovano un punto di caduta importante anche con i territori, con le regioni e con gli attori che a livello territoriale operano. Mi fermo qui, vi ringrazio della vostra presenza e vi auguro buon lavoro. Arrivederci a tutti. Grazie, ringraziamo per il suo intervento il dottor Ferrante, che seppure molto breve però è andato già concretamente nei temi che dovremmo discutere oggi. Passo la parola adesso al dottor Davide Lucantoni dell'IRCS-IRCA di Ancona. Il titolo del suo intervento è Progetto di coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo, l'esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia. Prego, dottore. Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio anch'io per la vostra partecipazione alla giornata di oggi. La presentazione verterà sulla discussione delle attività che abbiamo realizzato appunto nell'ambito del progetto di coordinamento nazionale, con un focus sull'esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia. Diciamo, l'obiettivo della presentazione è quello di restituire i risultati in merito allo stato dell'arte delle politiche regionali sull'invecchiamento attivo e a possibili obiettivi politici individuati per migliorare questo stato dell'arte. Ciò ha lo scopo di gettare le basi per lo sviluppo di un percorso partecipato e condiviso a livello regionale tra regioni e stakeholder della società civile per la programmazione e la progettazione delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo. Diciamo, questi argomenti rappresenteranno la seconda parte della presentazione, ma per arrivarci vorremmo capire prima perché è importante promuovere l'invecchiamento attivo e come il progetto di coordinamento nazionale riesce a farlo in Italia. Perché è importante promuovere l'invecchiamento attivo? Perché sappiamo che comporta benefici per l'individuo, che ad esempio facendo volontariato ottiene una migliore salute fisica, incluse le limitazioni funzionali, una migliore salute autopercepita, una maggiore autostima e una riduzione del rischio di depressione. Così come portare avanti attività di svago di natura fisica o sociale implicano il miglioramento del benessere e della qualità della vita delle persone anziane e lo svolgimento di attività educative e formative migliorano la salute autopercepita e il benessere. L'invecchiamento attivo comporta non solo benefici per l'individuo, ma anche benefici per la società nel complesso, in termini di contenimento della spesa per i servizi sociosanitari e per il consumo di farmaci, in conseguenza del loro minore utilizzo, in termini di apporto produttivo derivante dalle attività sviluppate dalle persone anziane, ad esempio sul mercato del lavoro, in forma di volontariato e altre, e contenimento della spesa pubblica pensionistica derivante dal prolungamento dell'attività lavorativa. Nonostante questi benefici, le persone anziane continuano a essere percepite prevalentemente come bisognose di assistenza. In questo senso si richiede un cambio di paradigma che passi da una prospettiva assistenzialista a una prospettiva dove la popolazione anziana è considerata come attiva e con risorse da esprimere allo scopo di godere dei benefici sia a livello individuale che su tutta la società a cui abbiamo accennato prima. A questo proposito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 definisce l'invecchiamento attivo come il processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, alla partecipazione e alla sicurezza allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane. Sottolineiamo che sussiste una differenza concettuale tra active aging e healthy aging, in quanto l'invecchiamento attivo, l'active aging, rappresenta un mezzo tra altri strumenti di prevenzione volti a ridurre i fattori di rischio per ottenere il secondo, che è l'invecchiamento in salute.
Il progetto di coordinamento nazionale quindi raccoglie questi risultati della letteratura scientifica per promuovere politiche a favore dell'invecchiamento attivo. Si tratta di un progetto triennale, rinnovato per un ulteriore triennio, frutto di 2 accordi tra il Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'IRCSIRCA di Ancona. Il progetto prevede anche la collaborazione dell'INAP, che è anche il focal point nazionale dell'UNECE per l'invecchiamento, e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il framework concettuale che abbiamo adottato all'interno del progetto si basa sostanzialmente sulla strategia di implementazione regionale del Madrid International Plan of Action on Aging, composto dai 10 impegni e da 9, composto dai 10 impegni e dai 9 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, che sono stati giudicati come pertinenti con il concetto di invecchiamento attivo. Tra questi vediamo brevemente, tra gli impegni del MIPA, vediamo il mainstreaming dell'invecchiamento, ad esempio, che prevede la necessità di sviluppare collaborazioni orizzontali e verticali tra organi di governo, quindi tra regioni e comuni, ministeri e dipartimenti, che deve essere integrato dall'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 17, relativo alle partnership, che prevede appunto il coinvolgimento nella creazione di politiche anche della società civile e degli anziani stessi. Partendo quindi dal framework che abbiamo adottato all'interno del progetto, abbiamo sviluppato una definizione di invecchiamento attivo che include attività lavorative, sociali, formative, svolte dalle persone anziane in ambiti come ad esempio la partecipazione sociale, la formazione e l'apprendimento permanente, ma anche l'assistenza informale, l'agricoltura e il giardinaggio e ogni altro ambito che riguarda l'attivazione delle persone anziane. Si specifica che però non sono considerate nel progetto le politiche e gli interventi rivolti all'anziano come esclusivamente bisognoso di assistenza, ma sono considerate politiche e azioni inerenti all'attivazione di tutti gli anziani, anche quelli che sono in condizioni di salute non buone o precarie. Un elemento portante del progetto è appunto la rete di stakeholder, che in attuazione del MIPA Commitment numero 1 coinvolge vari ministeri, dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutte le regioni e province autonome. In attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 17 invece abbiamo incluso nella rete circa 55 stakeholder rilevanti della società civile, che comprendono sia organizzazioni di volontariato che organizzazioni provenienti dall'accademia e dalla ricerca e le parti sociali. Quindi attraverso il dialogo costante con tutta la rete di stakeholder abbiamo portato avanti durante il primo triennio 3 attività principali che riguardano un'analisi dello stato dell'arte attraverso incontri in tutte le regioni e province autonome italiane, nei ministeri e nei dipartimenti. Sulla base di questo stato dell'arte abbiamo sviluppato in secondo luogo un set di raccomandazioni per lo sviluppo di politiche e normative in materia di invecchiamento attivo che possono essere applicate a diversi livelli. In attuazione di queste raccomandazioni, come terza fase, abbiamo individuato possibili obiettivi politici allo scopo di, insieme ovviamente alla rete di stakeholder e ai referenti delle regioni e dei ministeri e dei dipartimenti, possibili obiettivi politici da sviluppare per migliorare lo stato dell'arte esistente. Qui vediamo ad esempio che il dialogo con la rete di stakeholder non si attua soltanto attraverso incontri in plenaria all'inizio e alla fine del progetto, ma anche durante ciascuna attività sviluppata attraverso lo scambio costante di feedback, utilizzando tutti i canali di comunicazione disponibili. Vediamo quindi qual è lo stato dell'arte e delle politiche nella regione Friuli Venezia Giulia. I risultati sono confluiti nel rapporto pubblicato a giugno 2020, dedicato, consultabile al link indicato nella slide, e ringraziamo la dottoressa Marsi per la partecipazione e la condivisione di informazioni necessarie per compilare il rapporto. Diciamo che tra le politiche principali sviluppate dalla Regione c'è chiaramente la legge trasversale per l'invecchiamento attivo, la numero 22 del 2014, che include anche i temi della solitudine e della fragilità. L'implementazione della legge è perseguita nell'ambito del tavolo tecnico interdirezionale a cui partecipano sia le 7 direzioni centrali regionali
che è l'Ufficio di collegamento di Bruxelles e vari attori regionali del terzo settore e della società civile. Oltre alla legge sono presenti anche altre normative e politiche in ottica di invecchiamento attivo che sostengono le università della terza età, l'accesso ai servizi, l'integrazione sociosanitaria, le forme di abitare innovative, la cultura, il volontariato, la prevenzione e la socializzazione. E inoltre la Regione partecipa anche ad alcuni progetti europei molto importanti. Vediamo di seguito una sintesi degli ambiti di invecchiamento attivo che sono stati considerati e o realizzati dalla Regione in attuazione del framework di riferimento che abbiamo adottato. Un esempio tra tutti può essere dato dal fatto che l'adozione della legge trasversale per l'invecchiamento attivo facilita la realizzazione del tema del mainstream engaging, quindi del MIPA commitment numero 1, così come la legge dedicata alle università della terza età, la numero 41 del 2017, favorisce la realizzazione del MIPA commitment numero 6 relativo all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, così come la legge sul volontariato, la numero 23 del 2012 e la DGR 1243 del 2015 favoriscono la cultura. Il progetto 10.000 passi di salute favorisce la socializzazione e queste due normative permettono di raggiungere il MIPA commitment numero 2, ovvero l'integrazione e la partecipazione degli anziani nella società. Vediamo adesso quindi in considerazione dello stato dell'arte quali sono gli obiettivi politici prioritari sviluppati dalla Regione. Questi obiettivi ovviamente sono stati concordati con i referenti della Regione e con gli stakeholder della società civile e i risultati sono confluiti in un rapporto pubblicato a novembre 2021, consultabile sempre al link indicato nella slide. Questo rapporto ha visto la partecipazione di numerosi referenti regionali e di stakeholder della società civile che hanno contribuito alla raccolta di informazioni e allo scambio di feedback. Il rapporto integra, ove possibile, anche lo stato dell'arte, in quanto essendo datato al 2020 ci sono stati nel frattempo degli sviluppi rilevanti e integra anche una sezione dedicata alla gestione delle persone anziane in situazioni di emergenza che cerca di considerare anche gli effetti della pandemia. Vediamo quelli che sono alcuni esempi di obiettivi individuati dalla Regione in termini di mainstream engaging, dove la Regione si propone sostanzialmente di proseguire con l'attività di pianificazione del tavolo tecnico interdirezionale, mentre in ambito di partenariato, per rafforzare il partenariato, la Regione si propone di creare un ecosistema che rispecchi il concetto della quadrupla elica, così come ad esempio di costituire dei living lab dove integrare le varie competenze per sperimentare nuove tecnologie e servizi, interagendo costantemente con gli utenti. Mentre da questo punto di vista gli stakeholder della società civile si propongono di utilizzare gli strumenti già esistenti, come ad esempio il portale dedicato alla promozione dell'invecchiamento attivo, per favorire il coinvolgimento degli stakeholder della società civile e rendere finanziabili e concreti i programmi. Questi due, l'obiettivo di sviluppo sostenibile 17 e il mainstream engaging riguardano un po' gli strumenti da adottare in termini di governance per sviluppare politiche efficaci sull'invecchiamento attivo. Oltre a questi, il MIPA commitment numero 2 è assicurare l'integrazione e la partecipazione degli anziani nella società, è molto importante perché oltre a coinvolgere le persone anziane all'interno del processo di creazione delle politiche, è importante anche favorire la creazione di percorsi di invecchiamento attivo che siano accessibili sul territorio. In questo senso la Regione si propone di investire nella digitalizzazione per agevolare la partecipazione degli anziani e valorizzare le tradizioni popolari, mentre la società civile propone di intercettare una forte volontà politica anche attraverso l'approvazione di una legge quadro nazionale sull'invecchiamento attivo che possa facilitare il lavoro di creazione delle politiche anche a livello regionale. Per quanto riguarda invece la costruzione di un percorso partecipato e condiviso, sappiamo che di recente è stato approvato a livello nazionale il DDL Anziani, che valorizza il ruolo delle regioni in materia di invecchiamento attivo e contiene indicazioni per la regolazione di queste politiche sia all'articolo 3,
attraverso la promozione dell'invecchiamento attivo tramite decreti attuativi da adottare entro il 1° marzo 2024, che all'articolo 2, attraverso l'istituzione del Comitato Interministeriale delle Politiche per gli Anziani, che è deputato all'adozione del Piano Triennale Nazionale per l'Invecchiamento Attivo. Naturalmente anche il Ministero della Famiglia partecipa alla creazione di questi decreti attuativi e può dare risalto al lavoro svolto all'interno del progetto e ai risultati ottenuti. E quindi in considerazione di queste attività abbiamo cercato in questo nuovo triennio di sviluppare altre 3 principali fasi, che consistono nello sviluppo di eventi di disseminazione dei risultati e degli obiettivi a livello regionale, che è quello che stiamo facendo oggi, la realizzazione di workshop regionali con referenti istituzionali e della società civile e lo scambio di esperienze tra regioni. Vediamo anche in questo caso che la partecipazione della società civile, tutta la rete di stakeholder viene coinvolta in ciascuna delle attività sviluppate, così come lo scambio di esperienze tra regioni è sempre possibile e trasversale a ciascuna delle attività che sviluppiamo. Il principio base del lavoro è quello del mainstream engaging, che sostanzialmente prevede la creazione e il consolidamento di strumenti per lo sviluppo di politiche a favore dell'invecchiamento attivo, coinvolgendo tutti gli assessorati ai servizi e tutti gli stakeholder della società civile rilevanti. L'output di progetto sarà quello di elaborare un rapporto finale in ogni regione che descrive il percorso intrapreso nel triennio. Per quanto riguarda l'evento di disseminazione, ci si propone oggi di valorizzare il ruolo della regione in ambito di invecchiamento attivo, informare tutti i soggetti interessati, inclusa la popolazione anziana, circa le attività sviluppate nell'ambito del progetto e i risultati ottenuti, e gettare le basi per appunto un lavoro partecipato e condiviso nel futuro tra regione e società civile. Il workshop si propone invece di concordare uno strumento partecipativo per sviluppare e consolidare politiche per l'invecchiamento attivo nella regione, partendo ad esempio dai possibili obiettivi individuati in applicazione delle raccomandazioni. Infine, per concludere, lo scambio di esperienze tra regioni si realizza attraverso la messa online di un forum dedicato allo scambio di conoscenze e di esperienze, al dibattito e ai feedback sulle politiche da implementare o da sviluppare, al supporto costante e orizzontale tra le regioni e allo sviluppo dell'identificazione di buone pratiche e potenziali rischi da evitare. A questo proposito è presente appunto un questionario che deve essere compilato dai referenti della regione allo scopo di raccogliere quelli che sono i bisogni in termini di scambio di esperienze. E ovviamente il sito, il forum è accessibile al link indicato nella slide. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al dottor Luca Antonio per questa sua illustrazione, grazie anche all'IRCS INRCA di Ancona e alla collega Maria Capalbo, che è il suo direttore generale, che è una nostra collega di Federsanità ANCI, a cui auguriamo ovviamente buon lavoro. Approfitto per salutare e ringraziare per la loro partecipazione i consiglieri regionali Roberto Novelli e Francesco Martinez. Non ne vedo altri in sala, se arriveranno mi farò carico di ringraziarli. E credo che a questo punto la parola passi senza ombra di dubbio al direttore centrale, alla dottoressa Gianna Zamaro. Ok, grazie dottor Napoli. Allora, abbiamo visto in realtà quello che è l'approccio metodologico che diciamo, è stato seguito e si sta seguendo a livello nazionale. Noi come regione abbiamo iniziato nel 99 e abbiamo iniziato proprio qui a Udine con il progetto Città Sane e abbiamo iniziato un percorso con gli steering committee di assolutamente gruppi di lavoro e di promozione culturale di quella che è diciamo, la salute e il concetto di salute. Tutti noi sappiamo che, almeno i tecnici lo sanno, per ottenere assolutamente diciamo, dei cambiamenti anche minimi bisogna lavorare costantemente almeno per 10 anni.
e poi dopo si hanno questi ritorni. Bisogna lavorare per 10 anni, bisogna avere dalla propria parte il cittadino, assolutamente, e lavorare con il cittadino e cercare con il cittadino di capire quali sono i bisogni espressi e i bisogni inespressi. Quindi questo è il concetto. Dopodiché l'OMS, perché Udine iniziava un percorso che è ancora in atto oggi, ma anche in regione, con la sede di Copenaghen dell'OMS, progetto Città Sane, che aveva come sottogruppo un sottogruppo, diciamo, dedicato all'health aging. Allora, questo gruppo, che inizia praticamente nei primi anni 2000, vede Stoccolma prima e Udine poi alla leadership, creando quelle che sono un po' delle politiche o dei percorsi di politica innovativa, chiaramente a livello delle città che componevano questa rete, quindi non solo italiane ma anche europee, diceste Europa per l'OMS, anche la Turchia, Israele, eccetera. Che cosa? Noi siamo questi adesso perché abbiamo iniziato allora, perché abbiamo tutta questa, come posso dire, questo substrato da cui trarre quelli che sono i bisogni e capire, perché abbiamo iniziato a lavorare nel 1999. Allora, come abbiamo iniziato a lavorare? Abbiamo iniziato a lavorare effettivamente con il coinvolgimento, abbiamo iniziato a lavorare facendo un profilo di salute, un piano di salute, e dal profilo di salute e dal piano di salute usciva una emergenza che era l'emergenza anziani. Ora, il Friuli Venezia Giulia, seconda regione, chiaramente come vecchia, tra virgolette, percentuale di anziani e indice di invecchiamento e di dipendenza, all'epoca aveva il 26-27%, adesso ha più di 10 punti percentuali in più e si stima di passare oltre il 40% nel giro di pochi anni, insomma. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che il problema che noi dobbiamo affrontare tutti assieme non è solamente il percorso, non è solamente le azioni. Ciò che dobbiamo affrontare è il concetto di sostenibilità. Dove poniamo l'asticella della sostenibilità? Con chi lavoriamo? Come riusciamo a far capire, tenendo conto anche di quello che è un percorso molto interessante che è la Silver Economy, su cui noi ci stiamo concentrando, di dove mettere questa asticella, fino a dove possiamo arrivare, a che punto e che cosa dobbiamo fare. Quindi questa è una cosa assolutamente importante. E assolutamente importante è stata Udine come città, non perché siamo a Udine, ma come laboratorio sperimentale di qualcosa che adesso è ancora valido e ancor più valido, che dovrà essere implementato e disseminato a livello omogeneo in tutta la regione. Parlo del concetto di mappe di salute, che chi ha lavorato con me sa bene, che metteremo in atto, e soprattutto parlo di un discorso effettivamente di coinvolgimento, di collaborazione, governance. Ok, il percorso di governance ce lo diamo e ce lo diamo anche come parte politica. Io non sono una politica, però quello che mi ha insegnato l'OMS in questi progetti è che se cambia, se è convinto il politico di questo, che ha i cordoni della borsa, parliamoci chiaro, ecco, a quel punto nell'agenda del politico compariranno questi progetti, queste strategie, va bene, e da lì inizierà un percorso di cambiamento, altrimenti questo non accadrà. A Udine ancora abbiamo fatto, vedo anche la professoressa Pagani, che è una mia simbionte sostanzialmente negli anni, e con la quale abbiamo lavorato, anzi più lei di me, rispetto poi anche alla valutazione, all'efficacia delle azioni che abbiamo messo in pratica, perché non basta scrivere e dare i documenti e dare il progetto triennale, la clausola valutativa, eccetera. Sì, vanno benissimo, ma quello che importa è la valutazione dei percorsi che abbiamo messo in atto, va bene, a che cosa ci porta? Hanno un senso? Devono essere modificati? Non devono essere modificati? E abbiamo lanciato, ancora tanti anni fa, il progetto Decipher, preso da un progetto europeo, va bene,
di cui facevamo parte come città di Udine, per diciamo così, l'informazione e la formazione della parte politica e dei tecnici ad alto livello. Questo ha portato poi in questa sala a vedere e a verificare nell'ambito di una giornata, Pino ti ricordi, no? Come poteva cambiare la percezione sia del tecnico che del politico una volta ascoltate alcuni messaggi su cui si è discusso sempre in quella giornata, e questo devo dire che all'epoca a Udine ha portato una svolta. Ha portato sostanzialmente a tutte quelle che sono le azioni che diciamo adesso voi potete vedere. A livello regionale, non sarò molto lunga, abbiamo pensato di in qualche modo aderire al progetto delle regioni che promuovono salute, come lavora la dottoressa Sandrin, e continua a lavorare anche la professoressa Pagani e il gruppo di Miriam Tottis e di Elisa Marsi, che ringrazio. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo portato le nostre buone pratiche, e fra le buone pratiche, va bene, c'è stata una specie di pubblicazione che è stata una pubblicazione sull'invecchiamento attivo e su cosa faceva la regione, in questo caso, in termini pratici, tanto che è stato portato ad esempio anche in varie convegni del WHO a livello europeo e oltre. Il problema ancora qual è adesso? Il problema è che noi dobbiamo renderci assolutamente conto che dobbiamo avere una prospettiva condivisa, multisettoriale e di collaborazione, perché altrimenti non andremo da nessuna parte. Allora questo pian pianino noi lo abbiamo fatto, e nasce nel 2017 il percorso ottobre, no? Per la promozione della salute, la promozione di ottobre, che ci porta ad avere molti comuni della regione e che in qualche modo nelle varie settimane di ottobre presentavano quello che era con la loro popolazione, quelle che erano le loro attività. Un'altra cosa interessante, importante, io sono molto legata e affezionata al progetto Saluta il tuo vicino. Qui ci sono degli esponenti, c'è anche proprio la persona che è entusiasta da sempre. Ecco, quel progetto è un progetto, secondo me, che in realtà nasce proprio dalla popolazione e quindi non è un top down, quello è un bottom up. Nasce dalla capacità dei cittadini di in qualche modo rilevare e sentire il bisogno di rilevare questi bisogni e di aiutare. E questi cittadini sono stati in grado di in qualche modo coinvolgere i medici di medicina generale, ma soprattutto gli esercenti, quindi è tutta una comunità. Questo progetto nasce a Casassa della Delizia, poi si espande, e questo è un altro importantissimo progetto che noi come regione abbiamo e che è stato poi anche disseminato in varie altre municipalità. Il progetto poi dell'ottobre della prevenzione, la prevenzione di ottobre era, come titolo, era chiamato Adesso. Adesso poi si evolve perché la regione ci investe, ha avuto come partner Federsanità ANCI e evolve come 10.000 passi per la salute. E da qui inizia un percorso di disseminazione condiviso, omogeneo, quindi dove i comuni, sono 70 comuni, adesso pare 91 addirittura su 218, alcuni si sono in qualche modo si sono messi assieme e hanno formato dei percorsi di cammino, eccetera. Ma oltre al percorso di cammino e ai gruppi di cammino, questo è un percorso di socializzazione. È un percorso che nasce dai gruppi di cammino, ad esempio di Udine, che vedevano poi anche varie attività all'interno, cioè il percorso delle discussioni, il percorso in biblioteca, cioè adesso nascono delle start-up anche per questo progetto. Quindi nascono sostanzialmente
I gruppi e le palestre che fanno ginnastica dolce nascono praticamente e si coagulano associazioni, nasce il portale per l'invecchiamento attivo, quindi c'è una rete e questa rete non c'era 10-15 anni fa, ma nasce da un percorso fortemente voluto qui, fortemente portato avanti da varie amministrazioni, qui non stiamo parlando di colori politico-partitici, di cui in questo momento questo non è il tavolo, ma nel tempo, va bene, si è sviluppata. E allora proprio grazie a questo, onestamente, che adesso noi possiamo dire, in buona sostanza, che siamo una regione che al di là della legge 22 del 2014, che è stata la prima e che noi abbiamo anche rivisto inserendo, grazie anche, devo dire, a dei suggerimenti dei consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, devo dire, il discorso praticamente della solitudine e quindi il contrasto alla solitudine. Ma tutte queste attività che si stanno muovendo sono attività che hanno sì un percorso di active aging che va bene a tutti, di cui abbiamo visto da parte del dottor Luca Antonio la definizione, ma sono percorsi sostanzialmente che portano ovviamente al healthy aging non solo, ma portano anche alla condivisione e quindi sono tutti percorsi di contrasto alla solitudine. Allora, di questo poi ancora ci siamo occupati dal 2017 e continuiamo con il progetto Prisma 7, no? E che vede sostanzialmente il monitoraggio delle persone oltre i 75 anni di età, va bene, non prese in carico, quindi persone che possono fare la maratona, che ne so, oppure possono essere persone che hanno qualche piccolo acciacco. Anche lì il monitoraggio rispetto a queste che continua, quindi e sta coinvolgendo tutta la popolazione di anno in anno, fa in modo che a differenza di altre attività che fanno i distretti, che fa il territorio, questo percorso è un percorso in qualche modo di prevenzione. Lo possiamo chiamare di prevenzione e di quello che potrà essere e di spostare il più in là possibile quella che è la presa in carico. Questi anziani che vengono divisi in 5 step, in 5 gradi così di fragilità, perché è un progetto che rileva la fragilità nel territorio, va bene, vengono monitorati dai distretti di competenza. Quindi questa è un'azione che i distretti stanno facendo, che stanno facendo con noi, stanno facendo con con tutto il percorso del servizio sociosanitario, delle politiche sociali che è gestito dalla dottoressa Tottis, dal percorso sanitario. E forse una cosa va detta, la dico qui perché forse noi non siamo dei bravi comunicatori, però la nostra rete distrettuale è una rete molto forte, che va implementata, che sicuramente deve essere, secondo me, rinsaldata e rinforzata, e che con il discorso della DM77, il percorso degli infermieri di comunità e di un nucleo, diciamo, che si chiama Casa della Comunità, dovrebbe completare un po' tutto dovrebbe concludere quelli che sono i nodi della rete e quindi andare a definire a tutto tondo quello che è la governance di questo tema. Ecco. Quindi volevo dire effettivamente, per non ripetermi, quali sono gli obiettivi, eccetera, eccetera. Il tavolo interistituzionale è fondamentale, e chiudo, perché tutte le direzioni, le 7 direzioni su 10 ci sono dicendo la loro, ci sono assolutamente anche dando quello che è il loro contributo anche critico a tutto l'insieme, e quindi non siamo soli, non c'è solamente la salute, non c'è solamente il sociale o il sociosanitario, ma c'è anche l'intervento delle altre direzioni che è molto importante. Quindi io vi ringrazio e vi auguro una buona continuazione di giornata.
Ringraziamo il direttore centrale, siamo quasi nei tempi, siamo solo di 5 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia, quindi siamo quasi in orario. A questo punto noi ci spostiamo dall'altra parte e chiamo qui sul tavolo Matteo Sabini, che è il presidente dell'UNEBA, che gestirà la tavola rotonda alla quale parteciperanno Magda Gruarin, Renata Della Ricca, Natalino Giacomini, Maria Letizia Burtulo, Paolo Felice, Giovanni Di Prima e Consuelo Simone. Alla fine di questo giro di tavolo ci sarà un breve dibattito e poi ci sarà una pausa di un quarto d'ora, poi riprenderanno i lavori. Prego. Allora, buongiorno a tutti, un saluto e un ringraziamento anche all'amministrazione regionale che ha deciso di consultare l'UNEBA, che è un'associazione di enti e iniziative che raggruppa circa 50 aderenti sul territorio regionale, che essenzialmente si occupa del settore socioassistenziale e sociosanitario, adulti, minori, disabili e anziani. Allora, il tema oggi è una delle linee, che è il contrasto alla solitudine. Neanche farlo apposta, è uscito l'ultimo numero del giornale dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, che è una rivista di riferimento che era retta fino a poco tempo fa dal professor Trabucchi, una eminenza del settore, e all'interno di questa rassegna di articoli scientifici troviamo un articolo di Diego De Leo, Senso di finitudine e solitudine, è uscita dalla vita. Quindi si dice essenzialmente questo, che c'è di nuovo un'attenzione da porre alla solitudine nell'età della vecchiaia. Tanto è vero che nel 2010 sono stati pubblicati 482 articoli con la parola chiave solitudine, nel 2021 ben 2615. Quindi vuol dire che all'attenzione della ricerca, della clinica, sta arrivando prepotentemente il tema della solitudine. Continuiamo a pensare che la vecchiaia sia una condizione di malattia. In realtà gli studi che abbiamo anche appena sentito ci dicono che invecchiare in maniera sana è possibile e non è come si diceva una volta, che abbiamo tutti studiato Cicerone, senectus est ipsa morbus, la vecchiaia di per sé è una malattia. Non è così. Oggi noi abbiamo dei fenomeni di svecchiamento della popolazione che sono molto evidenti, cercherò di non essere ridondante, però il tema della solitudine è un rischio della persona anziana. E andando a concentrarci, poi passo la parola sugli interventi che corrisponderanno a 2 tornate con dei quesiti specifici, anche per motivi di brevità e rispetto anche degli interventi successivi. Concludo con questa riflessione iniziale. È un problema di quantità delle relazioni o di qualità delle relazioni? Faccio un esempio che mi riguarda molto da vicino. All'interno di una struttura per anziani, quante relazioni ci sono tra la persona e la struttura? Moltissime. Ma la qualità di quelle relazioni è quella che l'anziano desidera per sé? Io dico di no. L'anziano vorrebbe stare in un ambiente circondato dai suoi affetti, dalle sue cose, dove magari ha meno relazioni ma di grande qualità. E questo è un tema che è ripreso anche in questo articolo. Quindi quello che io mi sento di dire è che dobbiamo monitorare la condizione di solitudine negli anziani. Faccio anche richiamo a un vecchio studio della provincia di Trieste degli inizi dell'anno 2010, dove si è parlato di Udine, ma a Trieste la situazione delle famiglie mononucleo, che a un certo punto intercettano i servizi a seguito di traumi, problemi, eccetera, eccetera, stanno rappresentando un fenomeno in crescita. Quindi quando la vecchiaia diventa malattia, quando non c'è un invecchiamento con successo, noi dobbiamo contrastare
e uno degli elementi su cui dobbiamo sicuramente andare ad agire è proprio la solitudine, per creare delle relazioni di qualità alle persone che hanno superato una certa età della loro vita. Grazie. Allora, do la parola a Magda Gruarin di Will FVG, richiamando il metodo che ho descritto poc'anzi. I nostri relatori risponderanno a 2 domande. La prima domanda: quali sono, secondo il vostro osservatorio, i principali fattori che determinano le situazioni di solitudine e isolamento in età anziana sul territorio regionale? La parola a Magda Guarin di Will e Friuli Venezia Giulia. Grazie. Buongiorno a tutti. Ma una brevissima premessa doverosa. Il tema dell'invecchiamento attivo e del contrasto alla solitudine è al centro delle proposte del sindacato. Infatti il sindacato in termini unitari è stato parte attiva, molto attiva, nella stesura della legge 14, la legge 22 del 2014, proprio la legge sull'invecchiamento attivo, che poi recentemente è stata ampliata, invecchiamento attivo e contrasto alla solitudine. Ritengo che questo tavolo rappresenti un punto di partenza veramente molto importante, perché fa riferimento a questa legge, ma fa riferimento anche alla legge 33 del 2023, delega del governo per le politiche in favore delle persone anziane. Quindi è un'iniziativa importante oggi, e credo l'abbiamo visto anche negli interventi precedenti, e speriamo che sia veramente un punto di partenza per dare concretezza alle finalità delle leggi citate. Un'altra cosa molto importante sarà anche un'emergenza, l'invecchiamento attivo, però è bene che lo consideriamo non sempre, direi non come un problema, perché va considerato anche nel contesto di una situazione demografica cambiata, dove gli anziani siamo in tanti, e quindi direi che più che un problema è una conquista del nostro sistema di welfare, che nel corso degli anni ha garantito un miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini e degli anziani, e speriamo che questo sistema di welfare continui a garantire la salute, anche se qualche preoccupazione cominciamo ad averla. Per andare molto veloce sulla domanda che mi è stata fatta, mi sono segnata alcuni punti. Il primo è questo, che farei una differenza, sottolineerei una differenza fra solitudine e isolamento. Ritengo che siano 2 cose diverse, perché l'isolamento è la totale mancanza, l'oggettiva mancanza di contatti sociali, e anche la difficoltà, se non qualche volta anche l'impossibilità di raggiungere i servizi. Ecco, questo è l'isolamento a cui molti anziani purtroppo sono costretti. La solitudine invece è la percezione di essere soli. Però, sempre riferendomi agli anziani, anche quelli che stanno in discreta salute, la solitudine, non per andare controcorrente, ma la solitudine qualche volta, se vissuta con una salute discreta, può essere anche una condizione per gli anziani interessante, perché liberi dal lavoro, liberi dai grossi impegni familiari, possono dedicarsi al tempo libero e a tutte quelle proposte che abbiamo sentito fare prima, che declinano un po' tutte le varie attività che gli anziani che stanno bene possono svolgere. I fattori che determinano disagio, isolamento e solitudine, dal nostro osservatorio, noi come Will abbiamo anche uno sportello di ascolto, facciamo anche delle telefonate per capire com'è la situazione degli anziani. Direi che una cosa, penso ovvia, ma va detta: la trasformazione della società odierna, il nuovo assetto delle famiglie, si diceva prima, mononucleari, dove l'anziano fa fatica a trovare spazi e tempi di cure, di accoglienza, a differenza degli anziani di un tempo che vivevano all'interno della famiglia con un ruolo autorevole.
Oggi la famiglia anche nei nostri territori è soggetta a profondi cambiamenti, che sono cambiamenti culturali, economici, demografici, e dovrebbe essere oggetto, bisognerebbe partire da lì per elaborare in tal senso un pensiero nuovo. E una cosa importantissima è la mancanza, la solitudine, l'isolamento legata alla mancanza della comunità e del vicinato, che questo sì che è veramente un grosso problema che va affrontato. Un paio d'anni fa ho seguito proprio sulla questione della comunità del vicinato un progetto fatto dall'Università degli Studi di Udine, Officina Montagna, Cantiere Friuli, e qui si è parlato, sono state messe in campo idee nuove per ricucire le comunità locali, per costruire un patto con i cittadini di quei territori. È un progetto che andrebbe analizzato perché è piuttosto interessante. E poi vado a conclusione con i punti: il processo di arretramento dell'operare sociale, che dovrebbe far fronte proprio alla perdita della famiglia e la perdita della comunità di riferimento. I servizi sociali quindi, e forse lo stanno già facendo, no? Dovrebbero comunque prendere atto di questa nuova situazione e cominciare a ripensare i ruoli, i percorsi progettuali e le azioni sul territorio. E poi noi notiamo, anche questo mi pare se ne sia accennato prima, a fenomeni, a forme di depressione che acuiscono questo senso di isolamento. E poi quello di accedere alle nuove tecnologie. Questo è un tema scottante, se ne parla spesso, perché il tema della digitalizzazione è ormai un aspetto fondamentale per la vita quotidiana di tutti i cittadini: identità digitale, accesso ai servizi sociali, all'INPS, ai servizi sanitari, insomma è importante questo aspetto e va affrontato. Un'ultima considerazione sempre dal nostro osservatorio: nel periodo del Covid e del lockdown molti centri sociali, centri diurni sono stati chiusi e continuano a essere chiusi o aperti timidamente, diciamo qualche ora o qualche giornata. È un servizio molto importante e sottolineiamo l'importanza di riaprire questi centri di aggregazione. Mi pare di aver detto sinteticamente, rispettando i tempi, quello che dovevo dire. Che sia d'esempio anche agli altri, grazie. Bene. Passo la parola a Renata Della Ricca di CISL FVG, che risponderà sempre alla medesima questione. Grazie Renata. Grazie, buongiorno a tutti. Per non ripetermi, parto dicendo che il tema della solitudine è un tema importantissimo, un tema che abbiamo toccato con mano in modo particolare in questi 2 anni di pandemia, dove con le fasi del lockdown molte persone, e in modo particolare gli anziani, erano soli a casa, e lì sono intervenuti diversi fattori, dalla solitudine ma anche molti fattori di depressione. Siamo una società che si sta modificando, sta cambiando, stanno aumentando il numero degli anziani, ma si sta modificando anche i componenti all'interno delle nostre famiglie. Abbiamo sempre più micro famiglie individuali e che non si aggregano. Quindi un papà, una mamma, un figlio, oppure ci troviamo con un marito e moglie che vivono soli. Questo è dovuto anche all'aumento della speranza di vita delle persone, che genera un numero maggiore di persone sole, il calo prolungato della natalità e l'incremento dei figli che vanno a vivere proprio soli. Quindi c'è un cambiamento proprio della famiglia, e questo provoca anche dei individui soli che in età giovanile possono vivere bene, in età anziana iniziano dei problemi.
Cosa possiamo dire? Che questa solitudine cambia tutto il nostro modo di vivere, cambia il modo di vivere anche, pensiamo solo all'uso alimentare, nel fare la spesa, quindi non ci sono più queste grandi spese, ma piccole spese, e in modo particolare per la parte degli anziani. Siamo una società che invecchia sperando nel benessere, e l'invecchiamento attivo, in modo particolare con il contrasto e la legge 22 del 2014, come diceva la collega Magda, che noi come parte sindacale abbiamo insistito, abbiamo partecipato ai tavoli, abbiamo proprio lavorato per portare avanti questa legge, perché è importantissimo l'invecchiamento attivo, perché crea benessere. Creando benessere ci sono anche meno patologie e meno compromissione del fisico da parte degli anziani. Il tema della solitudine è molto sentito perché rappresenta un rischio grave sia per la salute, perché è come conseguenze sul benessere del singolo e conseguenze negative proprio per la comunità. Dobbiamo ripensare alle nostre città, all'urbanizzazione, al proprio tutto il nostro sistema di vivere la nostra società. Io non mi allungo molto perché altrimenti è un po' un ripetersi su questo tema molto sensibile. Ecco. Grazie Renata, grazie. Il tema dell'accessibilità lo tratteremo, ecco, perché ci sarà proprio una relazione apposita alla fine della tavola rotonda di oggi. Passo la parola a Natalino Giacomini, SPI CGIL FVG. Grazie. Sì. Ecco, scusate. Buongiorno a tutti. Io, premessa, dico, la prima volta che partecipo a questo tipo di esperienza che la Regione, attraverso anche il Dipartimento del Ministero, sta producendo. Mi pare un'esperienza importante per quello che ho sentito. Assolutamente, sia dal punto di vista dell'analisi, sia dal punto di vista della cognizione di quello che è il problema. Questa breve premessa per dire una cosa, cito anch'io una frase importante, una parola importante che ha detto il Presidente Lanci: concretezza. Perché la traduzione di queste analisi, approfondimenti, consapevolezza del fenomeno in termini di invecchiamento, dell'invecchiamento attivo, e vado alla solitudine percepita o isolamento, insomma, deve trasformarsi in concretezza. Per cui è bene, il moderatore ha precisato 2 domande specifiche. Oltre all'attività che le organizzazioni sindacali dei pensionati, insomma, stanno fattivamente portando avanti, in alcuni casi non è strutturale con gli enti comunali nel territorio e attraverso il proprio osservatorio, punto di osservazione che non è indifferente, non è omnicomprensivo, è parziale. Allora anche qui mi limito, se dobbiamo rispondere a questa domanda, l'esperienza che abbiamo prodotto in questi anni, nei quali ovviamente c'è stata una caduta verticale, insomma, dell'isolamento, della solitudine, della pandemia, ma in termini generali. Io penso che si possa dire che sono 2 i fattori che determinano la situazione di solitudine e quelli che magari incidono sull'isolamento, che è un'altra cosa, ha fatto bene la Guarin a sottolinearlo. 2 aspetti che definiscono la qualità
della vita delle persone anziane. Tanti potrebbero essere i fattori, io ne esprimo solo alcuni. 2 piani distinti, dicevo. Uno riguarda, a mio parere, rispetto all'ascolto che produciamo quotidianamente, interagendo con le persone anziane, è il piano sociale. Cioè una solitudine che nei rapporti che l'anziano non è in grado, non è messo nelle condizioni, no, per X motivi, di attivare. Vale la pena forse di dire, molte volte quando noi parliamo con i soggetti, con l'anziano, e vediamo che ci sono difficoltà di tipo economico o di solitudine, c'è una non volontà di esprimerlo. Una cultura friulana? Possiamo dircelo? Sì, è vergogna, l'autocommiserazione, non dirlo, il non esprimerlo. Da questo punto di vista, all'interno quindi della società, si esprime, si realizza questo isolamento, questa solitudine, sulla base della mancanza di interventi, chiamiamoli così, strutturati e che abbiano alla base una qualità relazionale non indifferente. La capacità di relazionare con l'anziano in modo tale da coinvolgerlo in una consapevolezza della sua situazione, che ce l'ha ma non la esprime. E quindi da questo punto di vista a me pare sia fondamentale. Quindi riuscire a recuperare una relazione, un coinvolgimento con l'anziano che vive questa condizione. Ma le condizioni sono, dal punto di vista, si parlava prima della famiglia, figli che vanno, sì. Perché la vedovanza? Il vedovo o la vedova? Che si trova in una situazione, la possibilità a un certo punto della tua vita di non poter avere più la patente, quindi mobilità, che riguarda un ragionamento sociale, ma non solo sociale, ma anche questo determina un isolamento. Probabilmente si recupera da un certo punto di vista la possibilità di relazionare attraverso gli esercizi pubblici, bar, ma non è questa la qualità della relazione che l'anziano magari dovrebbe recuperare da un punto di vista sociale. Quindi invecchiamento attivo, coinvolgimento, le cose che abbiamo sentito sono assolutamente necessarie, indispensabili, ma come ci arriviamo? È il coinvolgimento che non è automatico e non è scontato da questo punto di vista, e quindi bisogna farsi carico. L'altro terreno su cui si può è quella della salute sociale, persone autosufficienti, ma quelle che hanno non autosufficienti, ma parzialmente con alcune patologie. L'isolamento è derivato dal fatto che non sono in grado di poter attivare un percorso in grado di rispondere ai bisogni della propria patologia, o non nella misura. Anche questo è un isolamento che ha poi alcune ricadute, ma va recuperato dal punto di vista. E se è vero allora che abbiamo questa visione, lo sentivo prima dalla dottoressa Zamaro, io condivido, ma allora riattiviamo un funzionamento di presidio sul territorio da parte dei distretti, da parte dei servizi territoriali. Lo dobbiamo fare in maniera rapida, perché anche qui le relazioni sono fondamentali. Medici di medicina generale, infermiera di prossimità, eccetera, eccetera. Cioè questi elementi, se recuperati in termini di condivisione, probabilmente portano ad un recupero di una condizione condivisa. E questa condizione condivisa potrebbe, dal punto di vista, essere un denominatore comune quando parliamo di rete. Ma lì si va poi alla seconda domanda, io mi fermo. Grazie Giacomini. In realtà Giacomini ha già anticipato la risposta alla seconda domanda con questo intervento, per cui gli toglierò via 2 minuti. No. Grazie anche per, come dire, il tono coinvolto nell'esporre
queste valutazioni. Passo la parola a Maria Letizia Burtulo della Università della Terza Età Naliato, giusto? Sì. Ecco, che ringrazio per la sua partecipazione, ricordandole sempre i famigerati 5 minuti. Grazie. Intervengo in realtà in rappresentanza delle università della terza e libera età, che sono molto numerose nella nostra realtà. Se teniamo conto dei comuni in cui ci sono solo le sedi centrali, parliamo di 30 comuni, ma se teniamo conto delle diverse sedi didattiche o sezioni staccate che ci sono, credo che il numero vada ampiamente aumentato, triplicato probabilmente. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che si tratta di una realtà diffusa su tutto il territorio regionale. Una realtà che, nonostante la crisi pesante di cui avremo modo di parlare, determinata dal Covid, è significativa di un aumento della necessità da parte della popolazione generale. Perché un aumento di questa necessità? Perché è già stato detto che il numero degli anziani nella nostra regione è altissimo. L'indice di invecchiamento di 231,8, quasi 232, sta ad indicare come abbiamo ampiamente doppiato già da molto tempo e ci avviciniamo a triplicare il numero degli anziani rispetto al numero dei giovani. È quindi una società profondamente mutata, soprattutto per il dato che già è stato indicato, quello del numero delle famiglie mononucleari, cioè costituite da una sola persona. Limitandosi ai capoluoghi della nostra regione, parliamo di dati che vanno dal 40 al 44%, cioè quasi metà della popolazione vive sola. La solitudine, quando non è voluta, la gran parte degli anziani vive sola perché? Perché dopo la perdita del consorte la condizione è sostanzialmente quella. Convivere con i figli è una realtà oggi assolutamente ridottissima nella nostra regione, in particolare nei capoluoghi. La solitudine non è di per sé un fatto negativo, ma se non è voluta, se non è ricercata, è sicuramente un elemento che può essere all'origine di un isolamento sociale, che questo sì è sempre negativo, di una tristezza, di una carenza di stimoli, anche di possibili depressioni e conseguenti aggravamenti degli indebolimenti fisici e mentali che sono inevitabili con l'aumentare dell'età, ma che rischiano di essere anticipati. Perché è così rilevante la dimensione della solitudine? Anche perché oggi la gran parte delle nostre conoscenze e relazioni si sviluppano nel mondo del lavoro, per cui il passaggio all'età pensionistica vuol dire rompere anche tutta una serie di relazioni e la necessità quindi di riallacciare delle relazioni, ma di riallacciarle non avendo la percezione di vado al bar, non so che cosa fare, cioè di realizzarle in una maniera che sia stimolante per l'individuo, che lo faccia sentire utile, importante, che abbia la percezione di arricchire la propria personalità e di donare qualcosa agli altri. È per questo che realtà come quella che qui rappresento sono particolarmente importanti. È importante cioè cogliere la domanda anche inespressa che c'è dalle persone e offrire delle risposte che abbiano la varietà tale da rispondere alle diverse necessità individuali, che uniscano la necessaria informazione sugli aspetti inerenti agli stili di vita corretti, alla salute, a una dimensione intellettualmente stimolante, in modo da far nascere in nuovi contesti, nuove relazioni. Credo che questa sia la dimensione più importante, che le persone continuino
ad attivare se stesse dal punto di vista fisico, ovviamente che tenga conto delle esigenze, non possiamo offrire le stesse identiche opportunità, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista personale. Noi, quando andiamo in pensione, dobbiamo avere la consapevolezza che siamo ancora utili alla società, siamo ancora importanti per noi stessi, siamo ancora capaci di apprendere cose nuove, di essere utili alla società e anche di apprezzare la vita con le caratteristiche che ha. È proprio per questo che è importante che anche gli enti pubblici non si occupino solo dei momenti di difficoltà della salute, ma valorizzino anche la dimensione del precedente, quella dell'invecchiamento attivo, che favorisce anche l'invecchiamento in salute. Perfetto. Grazie. È un piacere moderarvi. Allora, perché non mi mettete in quella antipatica situazione di fare ticchetti fastidiosi? Ecco. Allora, passo la parola a Paolo Felice di Lega Coop. Grazie Paolo. Grazie Matteo. Buongiorno a tutti. Una prima osservazione prima di rispondere, nel senso che gli interventi di chi mi ha preceduto rappresentano proprio la coralità che questo processo dell'invecchiamento attivo ha avuto in tutti questi anni sotto la guida della Direzione Salute, in collegamento anche con l'ANCI, con le organizzazioni sindacali, col terzo settore. Quindi una coralità proprio di riflessioni che sono condivise, perché tutto quello che è stato detto fino adesso è assolutamente condivisibile. E da questo punto di vista quindi sposto un po' l'attenzione, senza ripetere quello che già i colleghi hanno detto benissimo, su un altro fattore, oltre a quelli legati alla fragilità, all'isolamento sociale, al senso di solitudine, dimensioni queste motivate da fattori che possono essere fisici e psichici, ma più verso un fattore sociale. Quando parlo di fattore sociale intendo disuguaglianze che possono essere culturali, possono essere di carattere economico, e questo significa, si traduce in cosa? In diritti di cittadinanza. Io ritengo che il tema dei diritti di cittadinanza, che vale per qualsiasi persona, vale ancora di più per la persona anziana, vissuta, come diceva prima Magda, ovviamente non come un problema ma come una risorsa. E se parliamo di diritti di cittadinanza non posso non pensare a degli aspetti banalmente geografici. Chi vive a Udine, chi vive a Martignacco, chi vive a Trieste ha dei diritti di cittadinanza esigibili o meno rispetto a chi vive nelle aree interne, drammaticamente diversi. E da questo punto di vista quindi ci sono possibilità diverse e ci sono in ciascuno di questi luoghi di cui ho parlato dimensioni di coesione sociale, dimensioni di beni relazionali diverse. Beni relazionali e capitali sociali che sono coltivati, mi viene da dire, da parte della pubblica amministrazione, degli enti locali, del terzo settore, delle organizzazioni sindacali in maniera che sono assolutamente difformi da territorio a territorio. E in questa difformità un ruolo fondamentale lo hanno i luoghi. Se pensiamo ai paesi piccoli, se pensiamo alle microaree a Trieste, i luoghi, non gli spazi, i luoghi, anche i luoghi di cura, Matteo prima parlava anche delle strutture residenziali, sono luoghi che devono essere curati, quindi luoghi di cura da un lato, ma anche aver molta cura dei luoghi. E in tutto questo sarebbe molto interessante capire se esiste, guardo la dottoressa Tottis, la dottoressa Marsi, se esiste un indicatore della solitudine, un indicatore sintetico, capire ad esempio dove in Friuli Venezia Giulia ci sono indicatori che danno alti livelli di solitudine, magari che non battono con una minor presenza di terzo settore. Sarebbe molto interessante cercare di capire questa mappatura. In prospettiva futura, oltre al tema coesione sociale, lo diceva prima il collega della CGIL, capire come sul tema solitudine la carenza, perché è una cosa di contesto che vale per tutta l'Italia ma anche per il resto d'Europa, la carenza di figure professionali sociosanitarie potrebbe avere un ruolo o meno. Valorizzare la figura del caregiver, cosa che la nostra regione per fortuna ha fatto recentemente.
Questo dal punto di vista relazionale. Poi ci sono una serie di ulteriori elementi, e stringo, che sono benissimo descritti all'interno del piano triennale, che sono molto più concreti, che vanno dai trasporti sociali all'accessibilità, all'informazione dei servizi e delle tecnologie, ove la connessione esiste, perché il tema della connessione evidentemente è un problema. E infine, cosa da non dimenticare, se è vero che noi colleghiamo spesso la solitudine a degli aspetti legati ad aspetti psicologici, fisici, io pongo l'attenzione sul tema lavorativo e post-lavorativo, nel senso che se è vero che all'interno del piano triennale c'è un'area di intervento chiamata completamento dell'attività lavorativa, la qualità di questo completamento dell'attività lavorativa fa la differenza, e fa la differenza anche all'interno dei processi di intergenerazionalità delle imprese. Idem per i percorsi di ridefinizione dei profili formativi, e anche qui la cosa molto interessante, perché questo è importante? Perché riassume quello che è il frutto di questo percorso, di questo processo culturale dell'invecchiamento attivo, anche all'interno della regione Friuli-Venezia Giulia, ossia l'interdirezionalità. Qua stiamo parlando di 7 direzioni, se ricordo bene, che dialogano tra di loro. Lo stesso dialogo che ha fruttato questo percorso molto importante è fondamentale che avvenga in maniera integrata anche sul territorio regionale, mettendo vicino quindi l'ambito sociale, l'ambito sanitario, l'ambito infrastrutturale, l'ambito urbanistico, l'ambito della formazione, delle attività produttive, perché se non avviene questa integrazione sia a livello istituzionale sia a livello sul territorio all'interno delle nostre comunità, e se viene a mancare questa visione integrata, allora sì, corriamo il grande rischio di produrre rischi di solitudine. E di questo la responsabilità non è solamente del decisore politico, no, la responsabilità di tutta la comunità che porta avanti sul territorio questo processo culturale dell'invecchiamento attivo. Bene. Grazie Paolo, grazie. Condivide con me la sfida della complessità quotidiana Giovanni Di Prima, coordinatore e direttori case di riposo Federsanità ANCI FVG, a cui cedo volentieri la parola. Grazie Giovanni. Grazie Matteo, per un momento ho sperato che tu non citassi il termine case di riposo, perché non so, di sicuro non c'è un ambiente ostile, ma leggermente in salita per me, e in un contesto così lo percepisco. Siamo in due, non preoccuparti. Però volevo anche dire una cosa, che ho sentito prima una rappresentazione di tutta una serie di attività, di interventi, di azioni, anche del legislatore sull'invecchiamento attivo, a cui poi è complementare un'azione di presa in carico. Però è anche vero che all'interno dei servizi di presa in carico poi vi sono delle piccole magie, delle piccole iniziative di invecchiamento attivo. In questo momento gli anziani della mia casa di riposo, 35, sono a Bibione, che prendono il sole, sono in spiaggia e stanno facendo un'azione meravigliosa di invecchiamento attivo. Mi hanno mandato prima sul cellulare una foto di WhatsApp di un'anziana che si è tolta il reggiseno e si è messa in spiaggia e sta prendendo in topless il sole. Credo che sia un'immagine poetica di invecchiamento attivo anche all'interno di una casa di riposo. Allora, scusate questa battuta per spianare un po' la salita, no? Perché sennò per me sembra un po' difficile. Allora, quali sono i fattori di solitudine visti dal mondo delle case di riposo per le persone anziane in questa comunità? Ora, cerco di sposare l'invito del mio presidente Napoli, cioè di rimanere concreto. Il tema della solitudine è un tema che mi ha sempre molto affascinato fin da ragazzo. E per cui sono sempre stato molto attratto da questo tema. È un tema, come è stato citato anche dai relatori precedenti, multidimensionale, multisensoriale, multilivello è stato detto, quindi è un tema complesso. Inevitabilmente quando parliamo di solitudine rischiamo di dirci anche delle cose contraddittorie, ma ci sta, perché è un tema complesso e contraddittorio, ha molte sfaccettature e servono molti punti di vista, compreso quello delle case di riposo, per comprenderne appunto la complessità. Questa mattina accompagnavo mia figlia a scuola e mi sono divertito a chiederle cosa ne pensava lei della solitudine, siccome non ho molto dialogo con mia figlia, cioè lei mi chiede: papà portami a pallavolo, e la porto, papà dammi i soldi per la pizza,
esperienza io li do. Però ho sbirciato l'altro giorno che parlava con sua nonna, perché parla sempre con sua nonna, di solitudine, perché deve aver fatto un compito a scuola, e allora le ho chiesto che cosa ne pensava, e mia figlia, giustamente dal suo punto di vista, che in un concetto di multidimensionalità ci sta, mi dice che secondo lei la solitudine è il saper stare in compagnia di se stessi, e questo è il suo concetto di solitudine. Allora, la prima cosa concreta che vorrei dire è che il dialogo tra nonni e ragazzi aiuta moltissimo i genitori, è una forma di invecchiamento attivo intergenerazionale estremamente utile per genitori che hanno purtroppo un dialogo limitato con i propri figli. Quindi da questo punto di vista è una prima cosa concreta che vorrei dire. Però esiste una solitudine buona, che è quella di mia figlia, ma anche una solitudine cattiva. Allora prima Matteo ha citato il senso di finitudine, cioè un termine pesante, hai usato Matteo, però effettivamente quando finisci in quel vortice sprofondi ed è poi difficile, molto difficile riemergere. Io ho in testa due immagini molto chiare di solitudine di cui mi occupo da anni. Allora, la prima immagine è quando l'Umberto I, la mia casa di riposo, insomma, ha ereditato una piccola casetta a Pordenone con dei titoli che una coppia di signori anziani ci ha lasciato in eredità una volta che sono morti. Avevano dei nipoti, ma li hanno lasciati a noi. Allora io cosa ho fatto? Sono andato a vedermi i diari, perché tenevano dei diari, mi sono letto tutti questi diari perché mi sembrava giusto capire qualcosa di più, e in questi diari erano persone molto semplici, mi sono lavato i denti, ho mangiato questo, sono andato a dormire, però lui ogni giorno segnava una cosa che mi ha molto colpito: oggi non mi ha chiamato nessuno. Cioè lui registrava le telefonate che riceveva e circa una volta ogni 15 giorni lo chiamava il nipote e lui faceva il resoconto della telefonata, ma tutti gli altri giorni, gli altri 14 giorni era: oggi non mi ha chiamato nessuno. Ecco, secondo me questo è una rappresentazione per me molto vivida di cos'è la solitudine per una persona anziana. Quindi la seconda cosa concreta che posso dire: fate una telefonata ai vostri cari. Sembra la pubblicità della TIM, ma per me è una cosa estremamente forte quella che ho potuto verificare in questa coppia. Anche una piccola telefonata aiuta a contrastare la solitudine. La terza cosa concreta che volevo dire è che, appunto, occupandomi di solitudine da tanti anni, mi sono imbattuto negli anni '80, quando ero un ragazzo, in un bellissimo libro che si intitola 100 anni di solitudine, dove vi sono molte rappresentazioni della solitudine. A un certo punto in questo paese di Macondo arriva la peste dell'insonnia, per cui tutti non dormivano più. All'inizio l'hanno presa positivamente, perché non dormendo hai tanto tempo per fare altro, però in realtà la peste dell'insonnia aveva un effetto collaterale, cioè tu perdevi la memoria, per cui piano piano non ti ricordavi più le cose che nome avevano. Allora la famiglia Buendia cosa fa? Un'idea geniale, comincia a mettere cartelli dappertutto con il nome del rubinetto, lavandino, mucca. Dopodiché questo non bastava, quindi di fianco ai nomi mettevano anche che cosa servivano quelle cose: ricordati di mungere la mucca, di portare il latte dal casaro, e quindi avanti così. Come si risolve la situazione nel romanzo? Beh, l'autore la risolve con lo zingaro di turno, Melchiades, che arriva e con la pozione magica risolve la peste dell'insonnia e tutti recuperano la memoria. Oggi non è così da noi. Dal punto di vista delle case di riposo noi non abbiamo lo zingaro che arriva e non abbiamo neanche la medicina che arriva con la pozione magica. Questo è un fattore di grandissima solitudine, quello a cui noi assistiamo, ovvero moltissime persone a casa che cominciano ad avere problemi cognitivi importanti, che navigano in una nebbia determinata dalle offese, dalle evasioni della memoria. Questo è un fattore grandissimo di solitudine che le case di riposo stanno cercando di affrontare, proponendo, grazie alle loro competenze, servizi sul territorio dedicati alle problematiche dementigene. E di questo devo ringraziare l'amministrazione regionale, che ha avuto la sensibilità e l'apertura rispetto ad altre regioni di allargare il concetto di invecchiamento attivo non soltanto all'ottimizzazione delle opportunità, come giustamente è stato detto, ma anche al concetto di solitudine e al concetto di fragilità, per cui negli ultimi bandi di invecchiamento attivo alcune case di riposo, compreso la mia, hanno potuto ottenere un finanziamento per portare a casa delle famiglie che assistono a malati di demenza e di Alzheimer, progetti personalizzati di cura di questo fenomeno. Grazie. Grazie. Faccio una battuta, Giovanni, non sei solo in queste riflessioni, va bene? Quindi il tema della condivisione aiuta a superare anche, insomma, qualche difficoltà legata alla quotidianità del nostro lavoro, che è complessa. Vedo anche altri colleghi
ecco, che si stanno occupando di questo. Il tema della resuetudine, come ho accennato prima nelle strutture, è un tema serio, soprattutto quando arrivano persone che non hanno nessuno. E lì non è invecchiamento attivo, successful aging, no, lì bisogna costruire tutto da capo e questo è un impegno che richiede tanta fatica e tanta integrazione. Vero Giovanni? Allora passo la parola adesso a Consuelo Simone della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma, il cui tema in qualche modo è già emerso. Grazie. Buongiorno a tutti. Quindi adesso io mi prendo tutti i minuti risparmiati dagli altri. Non ho la capacità di sintesi, quindi vado subito alla conclusione, poi espongo un po' le azioni e ti chiedo di fermarmi. Ne ha facoltà. Dunque, affronto questo tema da un punto di vista diverso, se vogliamo trasversale, perché sia noi che gli organizzatori ritengono che un contesto urbano non accessibile sia sicuramente con causa, se non causa primaria, con causa di isolamento e di solitudine. Nel senso che quando noi non approntiamo un contesto urbano fruibile da tutti, e quindi non solo l'anziano, anche la persona con qualsiasi tipo di disabilità, ma anche il bambino, e quindi non consentiamo a tutti di fruire del contesto urbano e quindi dei luoghi della città, dei luoghi del vivere quotidiano, sicuramente da questo può derivare appunto una condizione di isolamento e solitudine, oltre a svantaggiare le persone, per esempio per raggiungere i luoghi in cui vengono forniti, offerti luoghi pubblici in cui vengono forniti servizi. La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la nostra direzione, con la legge, in attuazione della legge 1018, ha messo in campo diverse azioni. In primis voglio dire che non si considera in questo caso, dal punto di vista nostro, l'anzianità non è considerata una condizione di svantaggio, perché la progettazione universale che la legge promuove e sostiene, una metodologia che guarda quindi alla barriera in modo molto diverso, che ora andrò a spiegare, affrontare in questo modo e quindi cercare di garantire una fruibilità estesa dei luoghi significa appunto considerare le persone di una comunità nella loro complessità. Non esiste il normodotato, per intenderci, esiste il bambino, esiste l'anziano, ma esiste la persona che può avere anche una disabilità temporanea perché ha la gamba in gesso oppure perché una donna in gravidanza, una persona, un genitore col passeggino, quindi diciamo che siamo tutti un po' disabili in certe situazioni. La Regione ha cercato di aggredire questo tema dell'accessibilità da più punti di vista, mettendo in campo diverse azioni, uscendo quindi da quello che è il binomio di barriera-disabilità per abbracciare un binomio che fa osservare la barriera come un ostacolo e quindi per approntare soluzioni dedicate, quindi uscendo da questa considerazione di una soluzione dedicata a certi tipi di persone, ma abbracciando invece un approccio a tutto campo dove la progettazione tiene conto già dalle prime fasi del progetto della diversità sociale. Dunque la Regione, come dicevo, ha approntato diverse azioni, ha introdotto misure a sostegno, per esempio finanzia il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Questo era l'adozione di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche, era una cosa già prevista con la legge nazionale nell'89,
però i comuni che l'avevano adottato erano veramente pochissimi, pertanto ci siamo anche chiesti il perché. Tra l'altro ci sarebbe stata anche una sanzione che la Regione avrebbe dovuto nominare un commissario ad hoc proprio per far adottare questi piani che tra l'altro sono rivolti a tutte le amministrazioni pubbliche. Noi abbiamo individuato i comuni come interlocutori privilegiati ovviamente e devo dire che il riscontro è stato notevole perché in pochissimo tempo dalla fine 2020 ad oggi sono quasi 100 i comuni che praticamente hanno adottato o stanno per adottare, stanno conducendo l'iter di predisposizione del PEBA. Questo significa comunque anche promuovere una sensibilità, naturalmente cambiare la mente e progettare esteso, progettare universale, significa proprio guardare alla barriera in un modo completamente diverso, osservare elementi che prima non si osservavano. Il nostro progetto peraltro è molto molto concreto. Noi abbiamo assieme in SIEL e a uno sviluppatore esterno stiamo per rilasciare un applicativo con il quale il progettista, l'architetto, l'incaricato del rilievo delle barriere architettoniche potrà andare sul territorio e rilevarle e in questo rilievo il rilevatore viene condotto e guidato attraverso appunto con il percorso che deve condurre nel rilievo, attraverso questo percorso in cui procedendo dal macro, quindi dal percorso, dalla piazza, dal marciapiede al micro, va a registrare le barriere architettoniche da un punto di vista proprio della progettazione universale. Questa mancanza di osservazione è un gap che dobbiamo colmare anche dal punto di vista culturale, della cultura del progetto, per cui sono previsti anche azioni di formazione, ovviamente, che sono dedicate non solo agli addetti ai lavori. Quindi questo obiettivo di individuare soluzioni che vadano inclusive, che vadano bene a tutti, è una sfida anche progettuale, quindi spinge anche il progettista a uscire da un'ottica di standard, di soluzioni standardizzate, ad allargare lo spettro e prendere in considerazione, come dicevo prima, elementi che prima non venivano nemmeno osservati. Questo è emerso con forza durante la fase di sperimentazione dell'applicativo sul campo, che come dicevo verrà rilasciato, speriamo, entro settembre proprio. Ed è un lavoro che viene un po' è stato un lavoro molto grosso dal punto di vista di individuare anche un'ontologia dell'accessibilità e quindi è un lavoro sul quale abbiamo lavorato con le università perché occorreva mettere insieme quelle che sono anche le normative che riguardano l'accessibilità, ma anche stare attenti a quelle che sono le normative della sicurezza, dei beni culturali, perché poi ci sono molti limiti. Vado a chiudere. Quindi permettere alle persone di fruire in condizioni di parità con gli altri, a tutte le persone dell'ambiente in cui vive, è sicuramente un dovere da parte dell'amministrazione pubblica di eliminare qualsiasi ostacolo si possa frapporre tra la persona e appunto la fruizione dell'ambiente in cui vive. Molto bene, grazie. Grazie. Allora adesso continuiamo con la seconda delle 16 domande che dovremo affrontare ancora. Ecco. Allora siamo concreti, come dice Pino, quindi invito i relatori, ripartendo da Magda Gurarin, ecco, a rispondere in maniera molto puntuale, ecco, su questa domanda che riguarderà tutti. Come può consolidarsi la collaborazione tra parti sociali e istituzioni pubbliche per lo sviluppo di politiche sempre più efficaci per intercettare precocemente l'isolamento in età anziana e per promuovere azioni efficaci? A spot. Grazie.
Sì, a sport, appunto, prima sono andata per punti per quanto riguarda le problematiche, cercherò di andare per punti per quanto riguarda anche le possibili soluzioni. Le parti sociali, come dicevo, possono avere un ruolo centrale, un ruolo propositivo e quindi vanno coinvolte. Per quanto riguarda proprio nello specifico il sindacato Will dei pensionati, cosa fa? Poiché l'informazione, diceva Paolo prima, una disuguaglianza dovuta ai luoghi, abbiamo costruito un vademecum, chiamiamolo vademecum sociale, per tutte le aree del territorio. Noi siamo suddivisi in 7 aree, dove andiamo a dare delle informazioni non solo sulle presenze nostre, dei nostri servizi, patronato, fiscalità, case, eccetera, ma anche proprio delle informazioni che ci vengono dalla regione per quanto riguarda tutti i servizi che sono messi in atto, e sono parecchi, sulla domiciliarità, dal FAP a tutta una serie di altri servizi, le strutture residenziali, i centri diurni, i trasporti. Quindi abbiamo faticosamente costruito questo vademecum proprio nell'ottica di una collaborazione che vada a informare i cittadini più disuguali nel territorio. E poi, per quanto riguarda sempre per punti, si diceva prima di uno sportello di ascolto soprattutto indirizzato al femminile. L'approccio è stato un approccio di genere, proprio perché sappiamo che le donne anziane sono molto più numerose degli anziani maschi, per cui abbiamo iniziato questo tipo di attività. È chiaro che la parte della salute è fondamentale, quindi deve essere uno degli obiettivi principali della politica sanitaria, perché insomma va detto che investire sulla sanità significa anche una riduzione a lungo termine, anche a medio termine, della spesa sanitaria pubblica. E quindi anche il discorso della prevenzione è un discorso fondamentale. La dottoressa Zammaro faceva riferimento a questo grosso progetto Prisma, che entra nel discorso in un progetto proattivo, quindi in un progetto di prevenzione. Dicevo prima, analizzavo il discorso dell'operato del sociale, dovrebbe essere attuata una riprogettazione dei servizi sociali che purtroppo sono troppo ingabbiati nella burocrazia, quindi poco con la difficoltà di essere un servizio vero per la comunità, perché c'è troppa burocrazia. Il ruolo degli enti locali, qui ci tengo particolarmente, le municipalità, i comuni, qui in collaborazione con le parti sociali bisognerebbe ripensare alla costruzione della comunità e non gravare sulle famiglie. Anche qui dirò qualcosa forse controcorrente, perché dobbiamo smettere, secondo me, di demonizzare le giovani famiglie. Siamo molto portati a dire sono egoisti, non tengono gli anziani con loro, però le giovani famiglie non sono le giovani famiglie che eravamo noi, perché hanno una precarietà nel lavoro, precarietà spesso di legami familiari, e faticano veramente a prendersi cura dell'anziano, per non parlare proprio delle strutture abitative, dove si ospita un anziano, perché l'abitazione non è più l'abitazione di un tempo. Quindi pensare questo patto di mutualità quindi si è rotto nel tempo per motivi anche oggettivi, non di egoismo e di individualismo, perché ci sarà anche questo, ma c'è molto di più che va analizzato, altrimenti rischiamo di essere parecchio superficiali nelle nostre analisi. E poi dicevo il discorso della comunità come un luogo altro per sopperire a queste famiglie che non sono più le famiglie di un tempo, non lo dico in termini nostalgici naturalmente, però in termini della nostalgia, per passare a un progetto futuro. E quindi bisogna superare un modello di società che è imperniato su forme di individualismo. Io, fra le leggi citate prima, concludo, del dottor Luca Antoni, mi pare, non ho visto citata una legge regionale che secondo me è interessante, è la legge 23 del 2017, norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale, e qui ci sono diversi suggerimenti che possono essere interessanti per ricostruire questa comunità improntata sulla la solidarietà, la reciprocità, eccetera. Poi c'è l'esclusione, la tecnologia, dico sì, provvediamo alla tecnologia
platea, ma vediamo di non propinarla ai vecchi, la tecnologia, perché già sta rovinando attraverso i nuovi metodi di comunicazione i giovani. E poi accenno, non ho più tempo, mi pare, un progetto nazionale della WILP che è il servizio civile per anziani attivi, una sorta di mentoring a metà fra la formazione, l'accompagnamento al lavoro, che può essere veramente uno spunto interessante, perché è riferito alla trasmissione di saperi, delle competenze che gli anziani hanno accumulato nel tempo, che rischiano di essere disperse. Grazie. Adesso qua devo essere più rigido con i successivi, perché ho avuto indicazioni dalla platea. Ecco, allora, velocemente, veramente Renata, andiamo a battute. Ecco, grazie. Io mi prenderei qualche minuto che non ho utilizzato prima, anche. No, comunque abbiamo parlato di solitudine, di depressione degli anziani, degli anziani soli, ma molte volte nella nostra società e gran parte questi anziani sono anche un punto di riferimento per le famiglie, svolgono gratuitamente anche un lavoro di sostegno di babysitter verso i propri figli, aiutano in questi anni, hanno aiutato e aiutano i propri figli ad arrivare a fine mese, quindi sono veramente svolgono un lavoro che non è pagato ed è una parte proprio vera, importante dell'economia sommersa della nostra regione e anche della nostra Italia. Sono proprio il pilastro del welfare. Come CISL abbiamo fatto diversi progetti, non solo con la CISL, ma anche con l'Anteas, dei progetti proprio di scambio generazionale, che può essere uno stimolo sia per gli anziani, ma anche per i giovani, per conoscersi e puntare sulla reciprocità a delle competenze, uno scambio per migliorare anche le conoscenze dell'anziano e del giovane. Abbiamo portato avanti diversi progetti, iniziando con un progetto all'interno delle fabbriche. Le fabbriche dove molti lavoratori non possono assentarsi, quindi attraverso il volontariato degli anziani aiutano i giovani ad andare a prendere le ricette del medico, possono andare a fare una spesa veloce, andare a prendere i farmaci in farmacia, ma anche i lavoratori che aderiscono a questo progetto possono andare a sfalciare il giardino agli anziani, fare delle attività che loro non possono fare. Quindi c'è proprio uno scambio di competenze, di conoscenze proprio tra i giovani lavoratori e gli anziani. Di questo abbiamo portato avanti anche in modo particolare con l'Anteas tutto il progetto insieme anche con Centro Antartide, col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con CGIL, CISL e WIL, il progetto Udine sta bene in strada, un progetto che, come diceva la dottoressa, ha permesso di riconoscere l'accessibilità urbana agli anziani e ai ragazzi. Questo progetto si è sviluppato attraverso una piazzetta al centro, piazzetta San Cristoforo in centro città di Udine, e un quartiere Aurora, dove gli anziani, i pensionati, gli anziani sono entrati nelle classi nella scuola elementare del quartiere Aurora, hanno iniziato a dialogare con i ragazzi
e hanno accompagnato questi alunni, che molti di loro non conoscevano il centro della città, attraverso l'autobus li hanno portati in centro, quindi hanno visitato, oltre che alle piazze Primo Maggio, hanno potuto vedere per la prima volta il castello, quindi è proprio mettere a conoscenza le varie generazioni. Tra cui c'è stato un grande progetto invece con i pensionati, proprio per alleviare anche la solitudine, mettere i pensionati in contatto con gli studenti dell'università, perché poter condividere un appartamento che fino a qualche anno prima era un appartamento dove vivevano con i figli, un appartamento grande, poterlo condividere una stanza con degli studenti ha permesso anche un dialogo tra generazioni. Quindi come parte sindacale per noi è importantissimo fare rete con le pubbliche amministrazioni, fare rete con il terzo settore, perché solo lavorando tutti insieme possiamo creare una società più vivibile per tutti e più vivibile anche per i nostri anziani, che hanno dato molto, e anche noi dobbiamo dare qualcosa per un invecchiamento attivo di tutti. Assolutamente motivata la richiesta di tempo ulteriore. Grazie Renata per questa riflessione anche sull'esperienza. Adesso però io devo chiedere a Maria Letizia, Paolo, a Natalino, Maria Letizia, Paolo, Giovanni e Consuelo di essere veramente rapidi, perché abbiamo mangiato un po' il dibattito in ragione anche della pausa che tutti evidentemente stiamo attendendo, senza nulla togliere però ai pregevoli interventi che abbiamo a disposizione. Per cui proprio veramente a spot, Natalino, SPCGIL, grazie. Sì. Sarà rapido, nel senso che mi pare giusto, mi pare anche corretto per farci pervenire le domande, quindi allora alla domanda risponde, perché questo mi pare essere, e lo metto solo così, per tutto quello e tutto quanto abbiamo oggi sentito di cose importanti, positive e di prospettiva e di proiezione, a divenire nel senso della concretizzazione, a mio modesto parere. Per cui non si tratta, a mio parere, di come può consolidarsi la collaborazione tra le parti sociali, così come definite, e le istituzioni pubbliche. A mio parere bisognerebbe pensare a come concretamente dare inizio a una collaborazione, a un confronto strutturato, costante, in grado di fornire risposte ai bisogni, ovviamente dell'invecchiamento, della solitudine, eccetera. Perché dentro questo tipo, noi non siamo omnicomprensivi, siamo una parte, ma abbiamo sentito molte esperienze in questo tavolo, in quello successivo, nelle relazioni. Quindi se le dovessimo mettere assieme con l'entità amministrativa regionale, e poi con gli enti comunali, cosa che stiamo facendo con la contrattazione sociale, CGIL, probabilmente tenteremo di avere un quadro di riferimento e delle disponibilità, competenze parziali, ma se messe assieme molto, e in grado di concretizzare dei progetti che non siano a spot. Importante Udine, importante tutti, ma bisognerebbe recuperare una progettazione che sia sì allargata, quindi con maggiore disponibilità di soggetti. Solo un esempio, Hauser. Voi non vi immaginate, o forse sì, vi immaginate, cosa significa andare nei comuni a dire all'anziano di 80 anni deve andare a fare una visita a Trieste perché non hai trovato, ti porto l'Hauser, associazione, come la CIS, come la UIL, ovviamente, non solo. Questo tipo di ragionamento ci permette, ovviamente, sulla base di questa semplificazione, di, ad esempio,
un altro sforzo, io non l'ho sentito ma forse ero un po' distratto nei ragionamenti che abbiamo fatto, il tentativo di avviare un processo che non è facile, non è scontato, di un processo di welfare generativo, di cui si sta parlando. Welfare generativo significa avere una rispondenza di quelle che sono le necessità, non su quello che può dare sulla base dell'attuale impostazione. Mi fermo. Sarebbe importante e utile ottenere un momento in cui ci si siede con calma, con tranquillità e si definisce sulla base del proprie competenze percorsi concreti dove ogni soggetto dà una... Poi certo ci sono le risorse, la Zammaro stesso diceva i politici vanno convinti, le risorse vanno redistribuite non in quanto alle necessità degli attori ma in quanto a le finalità dei progetti che vengono messi in campo, ovvero per gli anziani, ovvero per il superamento della solitudine, l'isolamento, eccetera, eccetera. L'ho fatto un po' corta, quindi spero. No, va bene, grazie. Grazie. Sulla stessa scia, anche meglio, passo la parola a Maria Letizia, grazie. Allora, per dare una misura del lavoro svolto dalle università della terza età, citerò semplicemente le 72.560 ore di corso che si sono tenute nell'ultimo anno pre-pandemia. Corso, cioè persone attive. Non posso qui enumerare il numero di attività estremamente complesse, da quelle che stimolano intellettualmente alle escursioni con approfondimenti naturalistici e geologici tarate sulle possibilità delle persone, quindi basso dislivello, le camminate, la conoscenza del territorio approfondita. Le attività creative e quelle invece più utili come la digitalizzazione informatica. Citerò soltanto a questo proposito la quindicina di sportelli di pronto soccorso, diciamo così, che nell'ambito di una coprogettazione regionale di cui si parlerà nella prossima tavola rotonda farete, abbiamo attivato. Perché questo? Per cercare di dare una risposta personalizzata. Abbiamo visto che lo sportello su appuntamento individuale consente di avvicinare ai problemi che tutti dobbiamo affrontare, SPID, carte d'identità elettronica, accesso ai portali pubblici, anche quelle persone più resistenti, meno avvezze, e quindi è stata, come dire, una risposta di tipo rassicurante e stimolante insieme. Il rapporto con le pubbliche amministrazioni. Credo che sia importante che ci sia un sostegno continuo. Per noi è di grandissima importanza la legge 1741, che anche con la recente introduzione di finanziamenti in conto capitale ha consentito ad alcune realtà di dare una svolta significativa nella propria organizzazione. Certo, sono importanti anche i progetti, ma sono importanti più per l'azione di collaborazione con altre associazioni che questi progetti hanno consentito di creare, con molte altre università, per cui si è di fatto creata una rete, ed è questa rete che ha consentito la costituzione del tavolo di coordinamento delle università della terza libera età. Per il rapporto con organizzazioni diverse abbiamo collaborato, è stata presente anche la della Ricca in alcune iniziative insieme con associazioni diverse. Quindi i progetti sono importanti più per le relazioni che creano, ma innegabilmente hanno delle complessità di tipo burocratico e hanno una temporalità legata all'occasionalità, per cui non possono essere disgiunti anche da un sostegno che sia invece continuo nel tempo e ha delle relazioni con le pubbliche amministrazioni che siano attente al progetto, allo spunto, eccetera, ma garantiscano anche un rapporto continuativo e fiduciario, per cui in qualche modo la rete fra le associazioni del terzo settore
e le istituzioni pubbliche sia una rete rispettosa delle diverse competenze e che valorizzi tutta questa complessa realtà. Grazie. Cristiano Degano in sala mi ringrazierà tantissimo per avermi aperto la strada con dei tempi ancora più stretti. Coraggio, Paolo, ecco, contiamo sulla tua capacità di sintesi, nota e conosciuta e apprezzata. Grazie Matteo. Allora, vado molto veloce. Se la domanda dice consolidarsi, significa dare solidità, dare continuità a un percorso che, come dicevamo prima, è appunto consolidato e che abbiamo condiviso fin dall'inizio. Ci sono delle premesse fondamentali. Uno, una logica preventiva e proattiva e non unicamente assistenziale e sanitaria. Una logica, così com'è, assolutamente integrata tra le diverse direzioni all'interno della regione e all'interno della comunità. Questo è uno dei motivi per i quali la Regione Friuli-Venezia Giulia, ricordiamocelo, è reference sites a livello europeo rispetto al tema dell'invecchiamento attivo. L'importanza del processo culturale. L'invecchiamento attivo inizia da quando si è bambini, da quando si è adolescenti, da quando si è adulti. Il fatto di immaginare che l'invecchiamento attivo sia un processo culturale fa sì che si possa consolidare quel percorso di cui stiamo parlando. Ed è un percorso che riguarda tutti gli spazi di vita, non riguarda unicamente la scuola, non riguarda solamente il lavoro, non riguarda solamente il centro diurno o la casa di riposo. E come tale, essendo appunto un processo culturale, deve responsabilizzare tutti quanti, decisori politici, direzioni tecniche regionali, enti locali e terzo settore. Facendo, per quanto riguarda il terzo settore, qua una piccola puntualizzazione, la corretta distinzione tra quello che è mondo del volontariato e mondo delle imprese sociali. Rispetto ai processi, e chiudo, sicuramente dare continuità ai processi in atto, continuare nell'utilizzo dell'articolo 55 del codice del terzo settore, quindi la coprogrammazione, la coprogettazione, ricordandoci che anche gli enti del terzo settore possono proporre alle pubbliche amministrazioni coprogettazioni e coprogrammazioni. Questa è una cosa molto importante. E dare continuità e, se non esistono, anche immaginare dei patti territoriali collegati direttamente anche agli enti locali e quindi all'ANCI tra tutte le diverse forme di rappresentanza esistenti sui singoli territori. Questo permetterebbe ad esempio darebbe la possibilità di non presentare nei medesimi territori progetti spesso simili che la regione poi o gli enti locali devono valutare. Coinvolgere, e vado in chiusura, coinvolgere anche le associazioni datoriali del mondo della cooperazione, ma non solo, anche le altre associazioni datoriali, perché il tema dell'invecchiamento attivo, ripeto, è un tema che deve essere preso in maniera molto preventiva e quindi fare una riflessione anche col mondo imprenditoriale rispetto al tema dei lavoratori cosiddetti maturi in fase di uscita, oppure anche rispetto al tema del genere. Il mondo della cooperazione sociale e anche del terzo settore in generale ha al proprio interno ad esempio molte operatrici, molte OS che svolgono un lavoro usurante e questo è un tema assolutamente di genere di cui tenere conto. Considerando all'interno dei luoghi e di questo processo culturale anche le scuole, perché ribadisco, il processo dell'invecchiamento attivo incomincia da quando si è all'interno del periodo dell'infanzia, adolescenza, adulti. E chiudo ribadendo una cosa che ritengo fondamentale. Se miriamo a ridurre quelli che sono i bisogni delle persone anziane, non possiamo dipendere unicamente dalla garanzia dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. Ci deve essere una presa importantissima di responsabilità da parte delle comunità che devono essere inclusive e devono mettere a disposizione il proprio capitale sociale, i beni relazionali a favore di un processo culturale come l'invecchiamento attivo. Grazie Paolo. Giovanni, vai.
Sì, grazie Matteo. Allora, insomma, tutti abbiamo visto i dati che ha presentato la dottoressa Zammaro prima rispetto al tema dell'invecchiamento in questa regione rapportati con quelli nazionali. Abbiamo visto l'indice di vecchiaia, poi abbiamo visto l'indice di dipendenza, la percentuale di anziani over 65 in regione. Allora, volete sapere come un direttore di casa riposo questa notte si sveglierà pensando a quei numeri? Perché adesso li abbiamo visti in conserenità. Questa notte il direttore di casa riposo si sveglia così, mavido di sudore, vedendo schiere, falangi di anziani che avanzano verso di lui, quello col girello così, quello con la stampella, il familiare che spinge il letto e dice: direttore, quando è che posso entrare? Allora, questo è il senso di assedio che noi viviamo dal punto di vista delle case di riposo, è il senso di allarme che noi abbiamo. Noi vediamo vecchi dappertutto. Quando vado al pronto soccorso aspetto 5 ore perché dentro probabilmente ci sono vecchi che hanno bisogno di cure. Allora questa cosa va presa per mano. Oggi passa un treno fondamentale, che è il disegno di legge delega sulla non autosufficienza. Non sugli anziani, sulla non autosufficienza è un passaggio fondamentale. Federsanità ha deciso di giocare una parte su questo, costituendo un tavolo permanente su questa partita. Ci sono 3 articoli fondamentali, articolo 3, articolo 4, articolo 5. Il 3 sull'invecchiamento attivo, dove si dicono delle cose bellissime, tra cui l'alfabetizzazione digitale degli anziani, perché se un vecchio non sa chiamare quella cosa che c'ha in cucina, che fa bip bip e si accendono tutte le lucette di fronte al nipote, quel vecchietto lì è più solo. Anche quella è solitudine. E poi ci sono altre cose interessanti. Articolo 4, assistenza sociosanitaria e sanitaria per gli anziani. Articolo 5, sostenibilità e flessibilità. È una legge fondamentale, ma il sottotitolo di questa legge va cambiata, perché il sottotitolo di questa legge è senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Noi non andiamo da nessuna parte rispetto alle falangi di vecchi che arrivano. Quindi se devo dire qualcosa alle istituzioni oggi è lavorare per cambiare il sottotitolo a questo treno straordinario, a questa occasione straordinaria che ha questo Paese, e non a caso questo treno straordinario è collegato al PNRR. Grazie. Grazie Giovanni, benissimo. Prego. Ecco, e collegandomi al discorso, allora bisogna fare qualsiasi cosa anche per sostenere quelle capacità, quelle abilità residue delle persone e quindi rendere autonoma la persona che ancora può muoversi autonomamente nel contesto urbano, e la progettazione universale va appunto in questo senso. Una cosa che volevo sottolineare invece, che mi sembra molto importante, che è già stata sottolineata da chi mi ha preceduta, è il fatto del coordinamento. Anche noi all'interno della nostra direzione addirittura ci troviamo a lavorare a volte a canne d'organo, come si dice, non ci parliamo. In un contesto per esempio di piano di eliminazione delle barriere architettoniche, perché questo problema è anche un problema all'interno dei comuni, dove per esempio c'è un ufficio del trasporto pubblico locale che si occupa della pensilina accessibile, in un contesto di piano possiamo collegare quella pensilina accessibile a un percorso di accessibilità che arriva per esempio ad uffici importanti sul territorio, perché se io scendo dall'autobus e poi non trovo un percorso di accessibilità, diciamo resto fermo e ho bisogno di qualcun altro per raggiungere l'edificio di cui ho bisogno. E un'altra cosa è senz'altro la valorizzazione di quelle che sono le collaborazioni tra direzioni, e che realmente con la direzione salute quest'anno stiamo facendo un ottimo lavoro, ci parliamo molto spesso, collaboriamo in tutti i modi. E mentre una cosa sottolineata anche dalla dottoressa Zammaro è sicuramente il fatto che avremmo bisogno di individuare delle modalità di comunicazione strutturata, perché manca una buona comunicazione ad ampio spettro, quindi fare rete anche in questo senso, comunicare. Noi avremo anche nel nostro progetto, c'è anche in previsione lo sviluppo, in realtà è già a buon punto, del portale Friuli FVG accessibile, e anche in questo senso sappiamo che metteremo in rete anche i nostri portali, si parleranno, dialogheranno, quindi tutte le occasioni possibili per dialogare, per comunicare e diffondere questa cultura. Grazie. Bene. Va bene, buona pausa a tutti. Allora intanto appunto iniziamo questa seconda tavola rotonda
intitolata Stili di vita sani, attivi, salute e benessere. Intanto mi presento, sono Cristiano Degano, Presidente dell'Ordine Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, e volevo innanzitutto complimentarmi anche come molto past assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, così si chiamava allora, per questa iniziativa, e quindi congratulazioni alla Regione e agli altri enti appunto che hanno dato vita a questo incontro, a questa manifestazione, perché appunto mi sembra che sia molto interessante e molto utile. Siamo appunto all'ultima parte, l'ultima tavola rotonda, siamo un po' in ritardo, abbiamo un'ora di tempo perché dobbiamo cercare di finire appunto per le 13. Partecipano a questo appunto seconda tavola rotonda Pierino Chiandussi, che è presidente del CUPLA Friuli Venezia Giulia, cioè del coordinamento dei pensionati, buongiorno, dei lavoratori autonomi, Giuliano Ceschia, il dottor Giuliano Ceschia, geriatra dell'Associazione Ricerca, Interventi, Studi sull'Invecchiamento Attivo, Ariella Ciuc, presidente dell'associazione Lunga Vita Attiva, ci spiegherà lei tra poco appunto che cosa fa la sua associazione, Valentina Benedetti delle ACLI Friuli Venezia Giulia, rappresenta in particolare il progetto Sifarete, una coprogettazione tra la Regione, se non sbaglio, e gli enti del terzo settore per sostenere la fragilità degli anziani, Tiziana Del Fabbro, Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, e infine Luca Sibilla di Conf Cooperative Friuli Venezia Giulia, rappresenta le case di riposo private e appunto direttore di un'importante struttura a Trieste, appunto Casa Emmaus. Ecco, questi sono i partecipanti. Cerchiamo di fare 2 giri come nella precedente tavola rotonda. Faccio una domanda che vale per tutti e vi prego di rispondere mantenendo i tempi. Appunto abbiamo 60 minuti, quindi siamo in 6, 10 minuti a testa, suddivisi 5 minuti per il primo intervento, 5 minuti per il secondo. Io cercherò di essere così un po' fiscale per mantenere i tempi. Nel caso sforiate con la prima domanda, recupereremo con la seconda. Ecco, vi prego una collaborazione per venire incontro in particolare a coloro che ci stanno ascoltando. Quindi appunto la prima domanda è, visto che siete tutti diciamo addetti ai lavori, cosa fanno le vostre associazioni e soprattutto cosa bisogna fare per promuovere stili di vita sani e attivi lungo tutto l'arco della vita, ma soprattutto ovviamente nella terza parte della nostra vita, superando anche le attuali criticità che sappiamo ci sono inevitabili. Quindi incomincerei questo primo giro proprio con Pierino Chiandussi, presidente del CUPLA Friuli Venezia Giulia. Prego, Presidente. Grazie, buongiorno. Una piccola premessa, prima di tutto faccio i complimenti alla Regione per l'organizzazione di questo interessante convegno, dove c'è la possibilità appunto di esprimere e evidenziare quelle che sono in ognuno di noi le problematiche. Mi collego di nuovo anche a un'affermazione che il dottor Napoli ha fatto, anche se era qualche precedente l'aveva già sottolineato, ha parlato di concretezza, e questa è sicuramente una bellissima parola, perché noi che rappresentiamo gli anziani ci chiedono questo, concretezza, perché la concretezza deve diventare poi alla fine una situazione molto decisiva nel dare risposte su quelle che sono appunto le problematiche. Agli anziani io voglio anche aggiungere che non solo perché io sono a rappresentare, almeno rappresento l'ANAP e sono coordinatore del CUPLA, ma per me è un onore, ma un onore molto interessante, rappresentarli e dare voce a tutti gli anziani che sempre da soli non possono averla. Gli anziani sono a credito perché hanno fatto grande questo Paese. Ai giovani voglio anche dirlo, ma non solo ai giovani, naturalmente dobbiamo molta riconoscenza per chi ha fatto grande il nostro Paese, e anche io ho partecipato nella mia piccola parte.
Beh, i temi di oggi per me sono state musica, perché ho sentito delle bellissime parole e quando appunto si parla di belle cose diventano musica. Il successivo intervento poi deve essere l'applicazione di queste situazioni. Abbiamo grandi responsabilità nell'evidenziare quelle che sono le tematiche dell'invecchiamento attivo. Comunque, alla fine voglio anche così in sintesi portare un contributo di quello che anche noi come Cupla, nelle nostre continue discussioni e in quello che sono appunto le nostre prassi, dove andiamo a tentare di dare comunque anche delle risposte nella nostra, voglio dire, possibilità. Per la tutela della salute della popolazione, compresa la salute mentale, investire in campagne di comunicazione rivolte a tutte le fasce d'età, dai bambini nelle scuole alle persone anziane, con interventi che mirino al coinvolgimento delle persone anziane in attività fisiche e sociali e alla promozione di stili di vita sani, dieta equilibrata, eccetera. Promuovere l'apprendimento permanente e favorire lo scambio intergenerazionale di conoscenze reciproco tra giovani ed anziani, mettendo a frutto le conoscenze e le professionalità anche imprenditoriali degli anziani, ex lavoratori autonomi, artigiani, agricoltori, commercianti. Fare azioni di formazione da indirizzare anche verso i giovani, anche migranti e rifugiati, al fine di favorirne l'inclusione sociale. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali tra le persone anziane. A tal fine la formazione e l'apprendimento continuo devono includere anche le competenze digitali, facilitando così anche l'accesso ai servizi che riguardano la salute e l'assistenza, nonché l'inclusione sociale degli anziani e dei disabili al fine di ridurne l'isolamento. Favorire anche attraverso forme di divulgazione di buone pratiche lo sviluppo e la partecipazione di programmi di volontariato per tutti i gruppi di età, incoraggiando gli anziani a utilizzare a questo scopo le piattaforme digitali. Per il primo intervento concludo anche dicendo che si è parlato di tantissime situazioni per trovare il modo nuovo di stimolare le persone anziane a partecipare di più, ma è nostro compito farlo e trovare le formule adeguate. Perciò io vorrei copiare anche bell'esempio di tanti comuni del Friuli. Alla Tisana abbiamo già insediato rappresentanze dei pensionati, perciò il Consiglio dei pensionati all'interno dei comuni diventa un fatto di divulgazione sicuramente di una realtà che sta sul territorio ed anche oltre. Aumentiamo anche questa visibilità per dare risposte ancora maggiori ai nostri associati e ai nostri iscritti. Grazie. Bravissimo. Grazie anche per essere stato perfettamente nei tempi. Andiamo avanti così e passiamo ora al dottor Giuliano Ceschi, appunto come dicevo geriatra, rappresenta le associazioni di ricerca, interventi, studi sull'invecchio attivo. Quindi dottor Ceschi, cosa fare per promuovere sempre di più questo invecchiamento attivo, questi stili di vita? Sì, allora è una premessa, l'ARIS è un'associazione di promozione sociale con sede a Trieste, è sorta circa 20 anni fa, attualmente conta circa 100 iscritti che sono maturati un po' con le passaparola, un po' con la conoscenza delle attività che attualmente vengono fatte. Tra queste ricordo ad esempio proiezioni di film che hanno come tema problematiche sulla vecchiaia, si chiama La stagione del raccolto, e sono gratuite e vengono organizzati nella nostra sede dei corsi ad esempio di giochi, di socializzazione, un esempio per tutti il burraco, e poi vengono fatte delle attività di cammino, tipo si vanno a fare delle escursioni sul nostro bel Carso, eccolo. E con questo è sperabile che appunto la conoscenza di queste attività aumenti il numero dei soci, che però queste iniziative vengono anche pubblicizzate sulla stampa locale.
Ecco, e cosa fare? Noi accanto a questo cerchiamo anche di fare un'opera che forse pomposamente può essere chiamata di educazione sanitaria, cioè far conoscere ai nostri iscritti, che sono ovviamente per la maggioranza anziani, però in buona salute e anche intellettivamente capienti, direi così, che come diceva il maestro Manzi, non è mai troppo tardi, non solo per imparare a leggere e a scrivere, ma anche per modificare abitudini di vita che magari cresciute col tempo in modo scorretto. E ho visto nel banco delle iscrizioni qui una cartolina in cui c'era rappresentata la piramide alimentare, cioè quella che dovrebbe essere la modalità e la frequenza di assunzione dei vari cibi. Ecco, questa è una cosa che nelle nostre conversazioni con gli iscritti facciamo propria, ecco, quindi educare la persona a sapere cosa mangiare e quanto mangiare. Non mi dilungo su questo perché credo sia a conoscenza di tutti. Altra opera di educazione che facciamo riguarda la sensibilizzazione all'importanza dell'attività fisica. È stato visto che circa 3/4% degli anziani non svolge attività fisica in modo adeguato e corretto. E anche per questo, di fronte alle obiezioni che qualcuno ci fa, e ormai sono troppo vecchio, ormai la mia vita è giunta al capolinea, ribadisco che non è mai troppo tardi e che anzi l'attività fisica iniziata in età diciamo tardo adulta anziana ha dei vantaggi forse sullo stato di salute, sul benessere, sulla qualità della vita che sono probabilmente maggiori che non se l'attività fosse iniziata precocemente. Per cui ecco, noi insistiamo nelle nostre conversazioni e nelle nostre, chiamiamole lezioni, anche se è un termine un po' impegnativo, su questi due aspetti, quindi un'alimentazione corretta, un corretto stile di vita e quindi importanza dell'attività fisica, della corretta attività fisica e importanza di una corretta alimentazione. Credo. Perfetto, grazie dottor Ceschia, quindi appunto fondamentalmente una corretta alimentazione e un'attività fisica adeguata. E a proposito di attività fisica passo la parola ad Ariella Ciuc, che è presidente dell'associazione Lunga Vita Attiva e si occupa proprio, Ariella, ci conosciamo da tanti anni, quindi le do del tu, mi fa piacere di averla accanto in questa tavola rotonda. Cosa fate esattamente per promuovere questa vita attiva e questa attività fisica adatta alle persone più anziane? Grazie, aspetta un attimo, eccoci. Prima di dire cosa facciamo, mi piacerebbe rispondere alla domanda da cui siamo partiti. Quali sono gli aspetti rilevanti per promuovere stili di vita? Beh, intanto, secondo me, secondo noi, bisogna incominciare a dare un cambio di prospettiva al discorso dell'età e della vecchiaia. Bisogna sdoganare la parola vecchio. Deve smettere di essere un tabù, perché siamo noi. Adesso se io vi chiedessi di alzare la mano, parliamo di invecchiamento attivo, parliamo di noi e non dobbiamo aver paura di invecchiare. Bisogna veramente fare un cambio di paradigma e di cogliere questa diversa fase della vita, incominciare, oh mio Dio, a considerarla in modo diverso e accettarla. Accettare qualche ruga, insomma, come dire, fa parte del ciclo della vita. E quindi è importante la nostra azione, è importante anche sostenere questo discorso. Basta parlare degli anziani, no? Perché noi parliamo degli anziani, ma chi sono questi anziani? Ma questo me lo tengo per dopo, per la seconda domanda. E quindi dobbiamo tutti contribuire a questa che è una trasformazione culturale, a dare nuovi modelli di riferimento sul
concetto dell'età, anche perché noi siamo i baby boomer, siamo nati negli anni 50, siamo completamente diversi dagli anziani della generazione. Lo sappiamo tutti, però continuiamo a dire gli anziani. Io ho 73 anni, insomma, voglio dire, sono anziana, però ecco, insomma, sono anziana di questa generazione. Contrastare anche l'ageismo, cioè questo che tende a svalorizzare le persone perché vecchio, anziano, vecchio. Quindi secondo me questo è il punto fondamentale, è percepire la vecchiaia come un nuovo territorio da esplorare. Certo, devi essere in salute, ma questo sempre. Quindi un nuovo territorio da esplorare. Per venire a Lunga Vita Attiva, cosa fa Lunga Vita Attiva? Lunga Vita Attiva è un'associazione di promozione sociale di Trieste e promuove un allenamento ad una lunga vita attiva. E siamo di Trieste, noi cosa facciamo? Nuotiamo. Quindi noi promuoviamo questo allenamento attraverso il nuoto. E come siamo molto orgogliosi, siamo partiti dal nulla e stiamo lavorando da 5 anni e siamo arrivati a 100 nuotatori over 60, over 70 e qualcuno over 80 che vengono 2 volte la settimana a fare il corso di nuoto. E se qualcuno manca, manda un messaggio, dice scusa, oggi non posso venire perché per motivi diversi. Cioè questo vuol dire che queste persone hanno interiorizzato e abbiamo soddisfatto un bisogno, una richiesta, un bisogno e un piacere. Perché se le cose si continuano a fare vuol dire che si sta bene a farle. Quindi noi abbiamo fatto questa proposta che è innovativa, è la proposta del nuoto lento, di cui non vi spiegherò adesso perché non ci sono i tempi, con dei percorsi di nuoto mirati esclusivamente agli over 60. Li facciamo al mattino quando la piscina è meno frequentata e offrendo anche delle tariffe che sono interessanti. Devo dire che li offre la Federazione Italiana Nuoto, perché noi siamo un'associazione di promozione sociale, non sappiamo come non abbiamo istruttori, quindi c'è questa bellissima compartecipazione con la Federazione Italiana Nuoto che dà gli istruttori e Lunga Vita Attiva che si cura della promozione e del coordinamento dei corsi. Grazie. Grazie Arilla, sei stata perfettamente nei tempi. Devo dire anche che Ariella Ciuc è la moglie di un famoso nuotatore, Franco Del Campo, è stato il primo italiano a fare 2 finali olimpiche ai Giochi di Città del Messico e appunto ha continuato questa sua attività e sia Franco che te dimostrate proprio plasticamente come si può invecchiare bene nuotando. Ecco, questa mi pare siete la testimonianza vivente. Passiamo a Valentina Benedetti delle ACLI Friuli Venezia Giulia, dicevo rappresenta in particolare il progetto Si Farete. Vogliamo magari cominciare proprio spiegando che cosa fate con questo progetto? Sì, allora o lo spieghiamo adesso o lo spieghiamo dopo, è uguale. Ok, quindi facciamo una brevissima introduzione sugli stili di vita veloce, poi passiamo un po' a capire questa coprogettazione. Il progetto Si Farete è composto da 7 associazioni, non proprio omogenee tra di loro, poi andremo un po' ad elencarle tutte, ma per quanto riguarda questo aspetto qua, condividono questa caratteristica, diciamo, questo valore, nel senso che stili di vita sani, attivi, salute e benessere sono un ABC che ci accompagna per tutta la vita, non può essere preso in considerazione solo in un momento di invecchiamento ed è una condizione, un processo che ha bisogno di tempi lunghi.
Arriviamo da nostri nonni che vivevano stili di vita forse migliori dei nostri, abbiamo passato un periodo di forse consumismo, usa e getta un po' troppo esagerato, non possiamo pensare che improvvisamente rimettiamo tutto in campo. Quali possono essere buoni strumenti, buone proposte, buone modalità di promozione? Tantissime. Non ci sono ricette particolari che possono andare bene in modo universale per tutti. Ma la cosa principale da tenere presente è che questa coprogettazione ha in mente trasversalmente rispetto a tutte le attività che propone è la necessità di essere nei luoghi, saper leggere quei territori, cucire quasi sartorialmente delle risposte per quei bisogni, per quei territori là, anche in fattore di promozione di stili di vita. Mettere insieme la salute con il benessere, con l'habitat relazionale, con l'habitat ambientale. Ogni stile di vita deve fare, e ogni buona proposta e promozione di uno stile di vita sano per come lo intendiamo, quindi la parte alimentare, la parte di movimento, la parte di salute, si scontra con dei fattori socio-economici, culturali, di tradizioni, di urbanizzazione, di problemi di ambientali, e anche questo è un elemento che va tenuto in considerazione. Io posso proporre o cercare di promuovere la migliore delle soluzioni per quanto riguarda un movimento, ma se non ho proprio una capacità fisica perfetta e abito in quinto piano senza ascensore, in un luogo degradato senza servizi, mi muovo poco. E quindi anche la promozione di uno stile di vita deve tener presente, come abbiamo sentito prima, di molteplici integrazioni di varie condizioni. Stessa cosa la possiamo dire su strumenti di promozione, app, social, volantini, indifferente, in modo particolare la parte social può essere anche la migliore. Se non ho connessione e non ho rete in quel campo della vallata, non mi arriva e quindi non ho possibilità. Sul cibo la stessa cosa. Si parla tanto di chilometro zero, cibo biologico, ma se il mio portafoglio non mi permette alcuni tipi di costo, nella mia testa ho anche ben presente questo, ma poi non riesco a portarlo. Quindi rispetto a questo l'obiettivo è quello di provare a diciamo, calibrare tutte le possibili proposte di promozione per ottenere uno stile di vita un po' più sano e quindi contribuire a questo attraverso delle attività che queste 7 associazioni della coprogettazione Sifarette svolgono nel territorio e che sono prevalentemente tarate a costruire beni relazionali. Dove vado ad incrociare rapporti umani ho modo un po' più facile di portare un livello educativo di conoscenza anche di questi percorsi qua. Andiamo brevemente a dire cos'è la Sifarette. È una coprogettazione che nasce in agosto del 2021 con la Regione Friuli Venezia Giulia, Dipartimento del Terzo Settore, ma vede anche altri dipartimenti coinvolti, e 7 associazioni partner che sono, oltre alle ACLI, le Caritas diocesane di tutta la Regione, l'Associazione De Banfield di Trieste, a sostegno l'associazione Aulos, Incontriamo e le università delle terze età. Come vedete sono associazioni molto eterogenee per le loro attività, ma che hanno sposato questa coprogettazione che vede questa sperimentazione calibrata su più linee di azione, dove sono coinvolti i servizi sociali dei comuni della regione. Siamo presenti tendenzialmente in 5 realtà principali, ma prendiamo in considerazione con le presenze di queste associazioni più di 60 punti in tutta la regione, e si collabora con le 3 aziende sanitarie della nostra regione. Magari vediamo dopo il resto. Ecco. Perfetto, così siamo restati nei tempi anche con lei, la ringrazio. Passiamo a Tiziana Del Fabbro di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, che Tiziana da anni è impegnata proprio su questo fronte e promuove l'invecchiamento attivo con una serie di iniziative. Grazie, anche io grazie a tutti. Sottoscrivo quanto aveva detto prima
presidente di Lunga Vita Attiva, sì, Maria Rielacciuc, ma anche tanti altri prima interventi che anche per me, già la parola vecchio mi piace, io chiamo grandi adulti, a seconda e dopo grandissimi adulti. Però insomma il tema è quello, ma comunque che la persona over 65 in più, eccetera, è una risorsa. Quindi e per questo la salute è un patrimonio che dobbiamo cercare di conservarci nell'interesse nostro e delle altre persone il più a lungo possibile. E questo, con quello che abbiamo detto prima, intanto ringrazio appunto la Regione e la Direzione Salute per l'evento di oggi, che di fatto testimonia come proprio ci si può coordinare tra settori, istituzioni diverse, associazioni che oggi sono qui rappresentate e che di fatto fanno parte anche del percorso di Federsanità ANCI che è cresciuto nel tempo. Venendo a chi siamo come Federsanità ANCI, associazione di comuni, aziende sanitarie e comunque soggetti del sistema sanitario, anche gli IRCS e appunto i vari riferimenti, più l'integrazione sociosanitaria, cioè i soggetti che prima nel tavolo precedente ci hanno presentato il dottor Di Prima, come le aziende pubbliche servizi alla persona e le case di riposo. In termini quantitativi sono 46 soggetti, di cui 22 ASP e 13 case di riposo comunali. Poi ci sono anche i consorzi e fondazioni. Dunque, per dire, mi veniva in mente prima proprio che noi siamo una rete all'interno, ma una rete che è cresciuta nel tempo proprio creando rete insieme alla Direzione Salute, vedo qui oltre alle dottoresse Totis e Marsi, anche la dottoressa Sandrin, che insieme alla Gianna Zammaro sono dei riferimenti fin dall'inizio, come si diceva, perché ad esempio prima la dottoressa Zammaro ha parlato di città sane. Federsanità è nata nel 96 e tra i primi impegni proprio che si è preso è stato quello di far crescere la rete città sane da una decina di soggetti a 46 che sono arrivati comuni che hanno partecipato. C'è qui con noi anche il dottor Siro Carniello, che è più o meno con noi da una trentina d'anni, anche lui quasi, perché prima come assessore a Sacile, poi nel tempo, e poi comunque professionalmente direttore del Dipartimento di Medicina, ma per questo per dire che la promozione della salute e la prevenzione è stato uno, forse il primo obiettivo prioritario di Federsanità ANCI, e quindi con i vari progetti che prima la dottoressa Zammaro ha elencato. Accanto a questo nel tempo la rete per l'integrazione sociosanitaria sul territorio, che poi è uno degli obiettivi di tanti piani regionali per la salute, proprio la salute sul territorio, che insomma abbiamo visto tutti nel periodo che ci ha preceduto, insomma quanto sia importante e quanto merita adeguata valorizzazione proprio nel sistema di relazioni tra queste. Ma veniamo appunto ai temi di oggi. E appunto invecchiamento attivo, promozione della salute e healthy aging, happy aging, insomma sono tutti temi molto collegati. Le indicazioni tecniche, diciamo, ce le abbiamo sul sano stile di vita, evitare gli eccessi, eccetera, e poi c'è quello che dice l'OMS a livello internazionale, che abbiamo sposato proprio fin dalla nostra Costituzione, che questi risultati si raggiungono, e proprio come c'è scritto oggi qua, dalla teoria alla pratica, utilizzando delle metodologie e delle strategie che riguardano praticamente il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle comunità. Infatti il piano regionale della prevenzione parla proprio di comunità attive, e infatti un tema che riprendo da un recente commento è proprio che di questi progetti le persone over 65 sono sì fruitori, ma sono anche soggetti, anzi sono soprattutto soggetti attivi, per cui ognuno deve essere considerato protagonista e attore di questo e valorizzato, come ha chiesto qualcuno prima, nel modo che merita, e quindi ognuno per il suo ruolo, gli esperti da una parte e le associazioni dall'altra, e proprio questo è, devo dire, una chiave del successo del nostro progetto 10.000 passi di salute, che nel tempo è cresciuto con la collaborazione dei comuni, perché noi siamo Federsanità ANCI, quindi lavoriamo d'intesa con ANCI, di cui abbiamo la delega per la salute e il welfare, i comuni, le associazioni locali e tutte le persone che si impegnano e con entusiasmo per questi progetti.
Quindi tutto questo è cresciuto nel tempo, abbiamo avuto appunto, oltre alla collaborazione Università di Udine per la valutazione dei risultati, Dipartimento Scienze Economiche e Statistiche, c'è qua la professoressa Pagani, ma poi Scienze Motorie e poi altri soggetti appunto che sono il dottor Mosca, cardiologo dello sport, eccetera. Questi sono un po' il percorso e dopo diremo il resto. Benissimo, e dopo saremo al secondo giro, concludiamo invece il primo giro con Luca Sibilla di Confcoop Friuli Venezia Giulia. Abbiamo detto rappresenta qui le strutture protette, le cosiddette case di riposo. Cosa potete fare voi appunto per promuovere questo invecchiamento attivo? Sì, non solo. Oggi rappresenta un po' il mondo della cooperazione. Allora noi ci siamo chiesti un po' rispetto all'evento di oggi, una buona normativa è una normativa che riesce ad essere concreta, poi dando un'efficacia di servizi. Per cui nel preparare e portarvi qualche esperienza che abbiamo portato avanti, riprendiamo un po' il programma della Regione e abbiamo così isolato alcuni obiettivi, alcune aree di intervento che proprio il programma regionale 22-24 prevede. C'è la parte di politiche familiari, sostegno familiari, servizi finalizzati alla cura della persona, al mantenimento dell'autonomia, benessere e salute della persona anziana, tutto il tema del domicilio. Altre 3 aree sono quelle della sempre supporto e promozione della formazione invece ai caregiver nonché agli assistenti familiari, turismo e cultura, l'accessibilità a eventi come concerti, teatro, eccetera, musei o mostre, tutto il tema dei trasporti sociali, cioè se io sono in casa chiaramente resto isolato e non posso beneficiare di quelle che sono le iniziative che posso trovare sul territorio. Un altro tema è quello della salute e del benessere, quindi un altro obiettivo che la Regione si dà è quello della prevenzione dei processi invalidanti, di promuovere l'autonomia delle persone, sempre in un'ottica anche qui di domiciliarità o in contesti comunque familiari e territoriali. Un ultimo che abbiamo è quello del contrasto alla solitudine, di cui si è già in realtà detto qualcosa prima. Allora noi vi portiamo alcune esperienze, perché in realtà poi le esperienze possono essere patrimonio di tutti, laddove funzionano e magari essere e generare altre esperienze simili che possono portare un beneficio. Una prima esperienza è quella della cooperativa sociale Foenis di Pordenone, che gestisce e ha attivato una casa famiglia per anziani autosufficienti, in cui ci sono tutto il personale presente nelle 24 ore, consente alle persone anziane di trovare un'assistenza di base, quindi un aiuto nella preparazione dei pasti o nelle pulizie. Permette anche un infermiere, quindi anche un monitoraggio delle condizioni di salute e anche nella somministrazione dei farmaci. Importante il volontariato e l'associazionismo, perché certe attività vengono svolte chiaramente in collaborazione anche con i familiari. Qui diciamo che da quelle che sono le linee guida possiamo estrapolare, se vogliamo, 3-4 concetti che sono salute e benessere, contrasto all'isolamento e integrazione sociosanitaria. Una seconda esperienza che vi porto è quella della cooperativa Amico di Trieste, che lavora su diversi settori. Uno è quello della domiciliarità innovativa, attualmente gestisce circa 33 persone in 8 appartamenti, dove si va da una disabilità diversa, ecco, si può andare da 2 a 3 a 4 a 5 persone. Come servizi di assistenza domiciliare collabora con la Prosenectute, vedo la direttrice qui, ecco, nel progetto della Casa Caratti, erogando i servizi di assistenza sull'abitare possibile, quindi una forma innovativa di gestione poi della persona anziana fragile. Importante la parte di agenzia per il lavoro, quindi mettere insieme quelle che possono essere necessità di assistenza a domicilio, col segretariato sociale 730 pratica amministrativa, perché comunque una persona che magari ha 80 anni può essere in difficoltà anche in questo, come la collaborazione negli sportelli di amministrazione di sostegno sulla mobilità attraverso chiaramente dei pulmini e anche una socialità diffusa accompagnando le persone all'esterno. Una terza esperienza riguarda la cooperativa Pervinca, che gestisce a Udine 2 centri diurni per anziani non autosufficienti autorizzati specificatamente per accogliere persone con demenza, ma vi parlo qua più che altro del progetto dei camminamenti Elementi in Cammino, di cui probabilmente diverse persone che sono oggi qua hanno fatto parte, gestito dall'associazione Alzheimer Udine e Onlus, insieme a Udine Città Sane e anche alla stessa cooperativa, con svariate attività che hanno coinvolto fino a 700-800 persone all'anno. L'ultima esperienza è quella dei centri diurni di Casa Emos a Trieste. Questi sono specificatamente rivolti a persone con demenze. Allora qui la sfida è dire che anche le persone che hanno una demenza
lieve, moderata o con una compromissione anche grave, possono essere ancora attive attraverso quello che sono anche attività quotidiane che vanno dalla cucina al riordino delle stoviglie. Ho messo le foto agli scambi intergenerazionali, ho messo le foto perché in realtà i volti delle persone dimostrano più di tutto come l'obiettivo di salute e benessere e di contrasto all'isolamento sia raggiunto attraverso certe attività. Si può essere col giardino, l'attività fisica è molto importante, nei centri diurni a volte non è prevista l'attività fisica, ma in realtà l'attività motoria crea comunque un beneficio al di là dal punto di vista motorio anche dal punto di vista psicologico. Si possono fare dei momenti di ricorrenze, così come dei momenti di teatro. Le 2 foto sopra sono un momento di teatro in cui si vede proprio anche che la cura della persona, in senso anche di vestito, anche se fosse anche truccarsi, porta un beneficio. Ecco. E l'ultimo, come si vede, anche le persone con demenze possono uscire e andare in un museo e quindi essere attive. Questa è un'esperienza fatta in collaborazione con una ricercatrice dell'Università di Padova sull'accessibilità delle persone fragili ai musei. Concludo con un'esperienza che dice anche questo, cioè l'importanza di fare poi la formazione anche ai caregiver e di dare un supporto ai caregiver. Questa è un'esperienza fatta insieme all'associazione The Banfield, di cui vedo qui alcuni rappresentanti, insieme proprio a supporto dei caregiver in maniera che a domicilio si possa continuare ad assistere la persona con un problema. Abbiamo chiesto alle persone che vengono in diurno se ritengono quanto vale il loro benessere e da una scala da 1 praticamente a 5 sia per la persona assistita e accolta ma soprattutto per il familiare, vediamo che comunque abbiamo ottenuto un 4 su 5, il che vuol dire che comunque certe esperienze danno un beneficio anche al caregiver, perché qui si parla poi di invecchiamento attivo anche per chi poi assiste a domicilio a una persona che ha delle problematiche. E cosa ci portiamo a casa da quello che ho detto? L'importanza anche delle reti, nel senso che questi sono tutti progetti portati avanti tramite la collaborazione con delle ASP, tramite la collaborazione con delle associazioni, le cooperative, con collaborazione con i comuni, con le aziende sanitarie e con la regione. Quindi vediamo che laddove non riusciamo a essere insieme, ognuno mette il suo pezzettino, riusciamo ad essere poi efficaci nell'erogazione delle risposte. Questa poi la riprendiamo dopo. Perfetto, grazie. Abbiamo sforato un po', ma recupereremo, eravamo d'accordo appunto nel secondo giro. Facciamolo subito, velocissimo, come avevamo anticipato. A questo punto la seconda domanda riguarda la collaborazione tra parti sociali e istituzioni pubbliche. Del resto direi già l'incontro di oggi dimostra che questa collaborazione esiste, ma come può consolidarsi questa collaborazione appunto tra parti sociali e istituzioni pubbliche per lo sviluppo di politiche sempre più efficaci per promuovere stili di vita sani, salute e benessere? Ricominciamo quindi, vi preghiamo sempre di stare nei tempi, da Pierino Chiandussi. Prego. Prima mi sono dimenticato, ma lo faccio adesso, voglio ringraziare la presenza di molti giovani, veramente mi fa piacere ed è quello che noi sicuramente apprezziamo molto. Se voi siete la nostra linfa, noi per voi possiamo diventare veramente qualcosa di importante come lo sono stati i nonni fino ad oggi. Perciò dove sono nonni attivi che possono occuparsi anche dei vostri figli, bene, e dove invece c'è qualche nonno che non ha più la fortuna di essere così di star così bene, potete riversargli tutto il vostro amore di cui ha bisogno ogni anziano, e se sta bene ancora, cioè se non sta bene ha ancora più bisogno. Per la seconda tornata appunto di questa situazione vorrei dire anche che mi è piaciuto anche un intervento prima del dottor Di Giovanni quando ha parlato comunque di qualcosa che bisogna che sia più stimolante. L'esempio che ha fatto di una signora anziana che prende il sole anche in spiaggia in topless, per me è un augurio formidabile. Non solo tombole, non solo briscole, ma diamo messaggi importanti se vogliamo sicuramente dare qualche stimolo in più a questi nostri anziani. C'è bisogno anche di questo molto. Cosa dire? Passerei però appunto alla seconda tornata. Ce la faccio, dai. Allora, per la tutela della salute, no, questa era la prima, scusate. Allora,
Ne approfitterei per valorizzare anche oggi nell'incontro che ieri abbiamo fatto a Trieste, e comunque ieri abbiamo fatto l'incontro sulle truffe agli anziani, cosa molto sentita, un bel convegno, abbiamo avuto un'adesione molto importante, piena la sala, in più tutte le istituzioni hanno comunque, e questo siamo usciti da quella sala con un messaggio che le istituzioni tutte ci hanno dato. Non abbiate paura a disturbarci, non abbiate paura a denunciare. Se qualcuno di voi non riesce a venire in caserma a fare una denuncia o a segnalare, telefonateci, noi veniamo da voi. È un modo molto importante che è una forma di collaborazione, perché è chiaro che non può andare, poter telefonare e dire ai carabinieri o a altre forze di polizia guardate che ho avuto questo. In più dico a tutti, non caschiamo nelle provocazioni delle promesse di nessuno. Se non conosciamo si chiude sia il citofono che anche la porta. Ecco, questo è un modo di salvarsi. Molto importante che lo facciano anche altre associazioni, ma già si sta facendo in molte parti d'Italia, è un momento sentito quello delle truffe agli anziani. Hanno già abbastanza penalizzazioni da sopportare, ci mancano poi anche che qualcuno si permetta di truffarli, no? Ecco, questo è vergognoso e inaccettabile. Allora, oltre all'incontro di ieri, ecco, adesso mi soffermerei su questo punto. Prevedere anche la collaborazione con le istituzioni nazionali e locali, campagne di stampa e pubblicitarie, anche attraverso le TV e internet, a volte a far sì e comprendere a tutti i cittadini e in particolare ai giovani l'importanza del rapporto intergenerazionale e interpersonale al fine della coesione sociale, diffondendo anche una comunicazione per la riaffermazione di alcuni valori che devono essere alla base della coesistenza civile e familiare. E vediamo, sì, ce la faccio. Ecco, e soprattutto come CUPLA siamo inoltre convinti che per un invecchiamento attivo sia fondamentale una partecipazione degli anziani ai percorsi formativi dei giovani, dalla più tenera età fino all'istruzione superiore, non solo di carattere tecnico. L'integrazione tra i giovani e anziani è infatti un'ottima unità di misura della validità delle politiche a favore dell'invecchiamento attivo. Per ultima cosa, c'è un piccolo rammento che voglio fare su quelle che sono sempre le necessità per gli anziani e che comunque sono le solite cose che abbiamo dette. RSA, domicilio più domicilio, co-housing, medicina al territorio, più medici di base e più geriatri. Per le pensioni mi dispiace che i politici non li vedo più, però le pensioni più dignitose deve essere un traguardo e una risposta che comunque dobbiamo raggiungere, perché non è normale che un anziano viva al di sotto della povertà, anche per colpe sue o non avute. Comunque non è mai giusto anche questo. Allora, queste sono le linee che il CUPLA sottopone continuamente ai tavoli anche regionali, con la sanità, con la commissione e quant'altro. Dobbiamo insistere, dobbiamo essere tutti veramente uniti, perché poi alla fine vi faccio solo mi rammento sempre di quel bel proverbio africano che dice che a correre da soli si può arrivare prima, ma se correremo assieme andremo tutti più lontano. Grazie. Grazie a Pierino Chiandussi, che ha detto tra l'altro più geriatri, chiede il CUPLA, e passiamo quindi la parola a un geriatra, dottor Ceschia. Sì, allora rispondendo a questo, il geriatra sostanzialmente è visto qualche volta come così il medico dei vecchi, anche se poi i medici stessi dicono ma insomma tanto sono tutti vecchi per cui siamo tutti medici geriatri. In realtà il geriatra ha una sensibilità particolare a quelle che sono le tematiche degli anziani. Ecco, prima è stato parlato di una visione, diciamo così, a cane d'organo della sanità. Tante volte questa visione a cane d'organo o a silos, cioè a pezzi separati, viene applicata anche al paziente. A me capita di vedere gente che va prima dal diabetologo, dal cardiologo, dall'internista, dall'ematologo, e il risultato di tutto sono ad esempio 10 medicine. Allora, e voi sapete
e questa è una legge così della medicina, che più farmaci uno prende, più aumenta il rischio di effetti collaterali, cioè paradossalmente, ma neanche tanto, più uno farmaci prende, più ha il rischio di star male che se non ne prendesse di meno. Eccolo. Per cui geriatra, così, e chiudo questo aspetto, vuol dire semplicemente avere una visione complessiva, quello che adesso con una parola un po' classica viene definita visione olistica del paziente o dell'anziano. E visione olistica non vuol dire solo vedere il corpo dell'anziano come un tutt'uno e non piuttosto come una somma di organi, ma anche vedere l'anziano nel suo ambiente, e quindi questa relazione, questa associazione sanitario-sociale che qui è stata ripetutamente sottolineata, ben venga. Anzi, è necessaria ed è fondamentale, ecco, se vogliamo garantire un dignitoso qualità di vita all'anziano. Per quanto riguarda i rapporti con le strutture pubbliche, ecco, io credo sia importante che le strutture pubbliche abbiano conoscenza di quello che fanno le varie associazioni di volontariato e anche disponibilità. Faccio l'esempio, noi all'Aris stiamo organizzando un corso di ginnastica per i nostri iscritti o per chi vuole partecipare, lo organizziamo a prezzi, forse dire politici e anche dire troppo, cioè quasi gratuiti. Questo presuppone una valutazione iniziale, cioè valutare prima qual è lo stato di salute della persona per vedere che tipo di attività può fare, e sulla base di questo si distinguono vari gruppi di attività che poi le varie persone vengono affidate ad un fisioterapista o comunque ad una persona esperta. Però mentre noi come membri dell'associazione ovviamente lavoriamo da volontari, non possiamo pretendere che anche le persone esterne a cui chiediamo un aiuto lavorino da volontari. Per cui è importante su questo che le strutture pubbliche siano sensibilizzate al lavoro che fanno le strutture di volontariato. Grazie dottor Ceschia. Torniamo ad Ariella Ciuc. Quindi, secondo il tuo punto di vista, della tua associazione, come si può consolidare questa collaborazione tra le parti sociali, ad esempio la tua organizzazione e le istituzioni pubbliche? Allora, senza dubbio eventi appuntamenti come questi sono molto importanti, perché ti costringono a fermarti, a pensare, ad ascoltare altri punti di vista, e quindi in qualche modo già questo fatto in sé è estremamente importante. Poi, secondo, come le persone, sempre queste persone anziane, possono entrare in contatto con le opportunità di informazione più adatte alle loro esigenze, che era la seconda parte della domanda. Bisogna parlare direttamente ai loro bisogni, rispondere direttamente ai loro bisogni. E allora bisogna, di nuovo, torno sul discorso di prima, definire cosa intendiamo per anziano. Over 60, over 70, over 80 e over 90, perché i bisogni e le aspettative di un over 60 e di un over 70 sono inevitabilmente molto diverse da una persona che ad un certo punto, sai, la fragilità arriverà per tutti, ha bisogno di vivere in una casa di cura, una struttura protetta. E parliamo di persone attive. L'attività di un over 60 e 70 è molto diversa da quella che, pur sempre persone attive, ma si conformano in modo assolutamente diverso. Quindi bisogna avere ben chiaro come ci rivolgiamo, avere questo target molto ben definito. Prendo uno spunto da questa foto. Non riuscivo, queste sono belle foto di solito che si usano, no, per gli anziani attivi. E io ho sempre un certo disagio, ma sono anziana, hanno i capelli bianchi, e mi sono accorta da che cosa è determinato. Almeno a me sembra di aver scoperto questo. Non hanno le rughe.
Questi anziani sono anziani, hanno i capelli bianchi, ma guardali, non hanno le rughe. Quindi sono di nuovo un po' un riproporre un modello di anziano, giovanile, insomma, torno al discorso di prima, un anziano è anziano anche con le rughe, oppure un segno, dai, usiamo questa parola che è più bella, adesso vado oltre. E quindi sono molto diversi. Mi ero appuntata per dire, perché è un tema che è un po'... Noi sviluppiamo un progetto di prevenzione, non c'è dubbio. Questo è il nostro intendimento. Cerchiamo di rimanere in salute il più a lungo possibile. Poi over 80, over 90 avremo un progetto di cura, ci sarà bisogno di questo, ma sono due proposte molto diverse e che una deve anche preparare l'altra, imparare a preparare a gestire il cambiamento. Quindi, ritornando al discorso di comunicazione, secondo me bisogna avere molto chiaro questa differenza. Aggiungo, vi leggo il profilo degli over 70 del nostro paese oggi. Vivono in case di proprietà, dispongono, non ho messo le percentuali, ma sono 51-49, dispongono di mezzi per aiutare i figli, fanno vita sociale, hanno risorse per fare dello sport, usano internet. Chi è nato negli anni 50? Tutti voi avete qua un telefonino, usano il digital divide. Sì, non ci possiamo mettere a confronto con i ragazzini. Io chiedo a mia nipote, effettivamente fa cose che io non so fare. Però, insomma, bisogna tener conto di nel progetto di prevenzione e non di cura, di quelli che sono gli anziani oggi. Un minuto, cosa facciamo noi, Lunga Vita Attiva, in questo processo di prevenzione e di comunicazione con le persone, con questo target di persone? Beh, noi abbiamo lavorato su 3 fronti: social, soprattutto Facebook, perché gli anziani usano molto Facebook, gli eventi e poi mass media. E per quanto riguarda Facebook, per esempio, abbiamo fatto un corso di formazione per i nostri associati, perché sei sempre protagonista, è gente esperta che ha appena lasciato il lavoro o ha lasciato da un po' il lavoro, ma ha delle competenze e ha voglia di metterle in atto. Presto faremo un coro, vero? Ha voglia di mettere in atto queste competenze e quindi in modo che saremo noi a gestire i social, non assolutamente soggetti passivi. Poi gli eventi, noi abbiamo, e con questo sto andando, un evento tradizionale che si svolgerà il 10 giugno, che si chiama H2O, di nuovo in piscina, Invecchiare con stile, che è un po' il saggio di fine anno, però in cui tutti fanno una vasca da 25 metri, ognuno al suo tempo. Quest'anno abbiamo chiesto di portare amici e familiari, voglieremo avere tanto pubblico. E ultimo, l'evento importante perché ti consente di parlarne, di metterlo su Facebook, di fare un comunicato stampa e quindi di dare risonanza al progetto che stai facendo. Grazie Dariella Ciuc. Valentina Benedetti, quindi come consolidare questa collaborazione? Bene, sarò brevissima. Allora vi invito a recuperare dal tavolo all'entrata un volantino con le attività di Sifarete, perché se no non stiamo in tempo, se le diciamo tutte adesso. Il grosso senso di questa coprogettazione è quella di trovare un nuovo metodo di lavoro condiviso tra gli enti pubblici, il terzo settore e le realtà del territorio pubbliche e private, per portare avanti 3 pilastri fondamentali. Uno è relativo a una sorta di prendersi cura, prendersi carico in modo precoce, quindi intercettare quella famosa fascia che viene definita grigia prima che l'anziano diventi troppo fragile. Il secondo pilastro è una formazione, informazione diffusa e integrata e un rafforzamento delle reti di comunità.
Qual è il lavoro congiunto che si fa? Il supporto al lavoro dei distretti sanitari, sociosanitari e dei sociali dei comuni, leggendo i bisogni del territorio e concordando in modo collaborativo risposte da poter dare. Promuovere e portare avanti linee di formazione e di informazione per i volontari delle attività del terzo settore, per i caregiver, per gli assistenti familiari coinvolte nei vari territori a supporto della persona anziana, oltre alla formazione di alfabetizzazione digitale rivolta ad ampio raggio, non solo per le persone anziane ma anche per i meno anziani. Potenziare tutti gli interventi di accompagnamento e di sostegno alle persone fragili in un'ottica appunto di invecchiamento attivo, quindi evitare di arrivare a situazioni di estrema fragilità intervenendo prima in collaborazione e in sinergia tra i vari servizi del territorio, non solo tra le 7 associazioni che fanno parte di questa coprogettazione, ma anche con le associazioni già presenti sul territorio che, come abbiamo sentito, sono già ben attive e quindi vanno valorizzate e stimolate. L'ultima linea di azione, che è quella più sperimentale, è quella che nasce anche a seguito dei 2 anni e passa di pandemia, sperimentare e rafforzare nuovi modelli di intervento per rafforzare le comunità in modo che siano più coese e che possano essere in grado di essere punto di riferimento per la persona anziana e meno anziana. E a questo proposito è diciamo di recentissima iniziativa la sperimentazione nel comune di Muggia di un percorso ancora più strutturato di collaborazione in un'ottica di casa di comunità. Senso molto diciamo conciso di questa coprogettazione, che sta avendo grossissimi buoni risultati, per cui anche qua, come tutti gli altri, si auspica e anzi sembra indispensabile che ci sia continuità, altrimenti diciamo il gioco vale poco la candela, ecco. Ci rifacciamo un po' a Don Milani, di cui ricordiamo il centenario. Il senso di questa coprogettazione è prendersi cura, quindi uscirne assieme per dare una situazione migliore per tutti. Grazie mille anche per la sintesi. Tiziana Del Fabbro. Che tra l'altro ricordiamo questo pomeriggio, poi nell'ambito di questa iniziativa ci sono 4 passeggiate guidate, sì, perché appunto un altro partner, che forse non mi ricordo se ho citato prima, Promoturismo, che è importantissimo, tramite il quale abbiamo anche aderito alla rete Interreg Italia-Croazia Take It Slow, ha organizzato, queste sono nuove iniziative, per oggi pomeriggio, per la parte pratica di questa giornata, erano 4 passeggiate guidate da una guida turistica, da un istruttore di ginnastica di scienze motorie di Gemona e c'è anche la passeggiata col medico Lago di Ragogna e San Daniele con il dottor Lucio Mosca, è proprio il cardiologo dello SPO di cui parlavamo prima, che peraltro insieme alla professoressa Pagani porta anche in contesti internazionali il nostro progetto 10.000 passi di salute come buona pratica. Ecco, per dire, allora parlavamo proprio della collaborazione e questo è un esempio di collaborazione tra istituzioni e appunto associazioni, perché è fondamentale, le cose riescono quando tutti partecipano, ci mettono il proprio impegno, diffondono iniziative e quindi tutto viene più facile. Dunque, per quanto riguarda appunto la collaborazione tra parti sociali e istituzioni pubbliche, come dicevo, noi siamo la parte dell'associazione di comuni che si occupa, cioè siamo un cugino di ANCI per quanto riguarda il settore salute e welfare, e tutte le nostre iniziative le diffondiamo sempre a tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia. E anche per questo, ad esempio, i 3 bandi che abbiamo fatto per questo progetto hanno ricevuto in 4 anni l'adesione di 91 comuni sui 215 che sono in regione, che sono nella nostra regione. Da lì poi ai comuni spetta la comunicazione alle associazioni locali, poi noi non comunichiamo solo all'ANCI, ma comunichiamo tutti gli altri nostri associati, che sono anche le case di riposo, e quindi per la parte
delle persone che possono muoversi, ovviamente che sono autosufficienti, poi collaboriamo con i dipartimenti prevenzione delle aziende sanitarie. Volevo dire, le associazioni, adesso stiamo alle presentazioni di questi percorsi, ne abbiamo fatti 70 fino all'anno scorso, adesso stiamo iniziando con i comuni del nuovo bando e quindi infatti oggi pomeriggio saremo a Cividale, ma tramite anche la collaborazione con Scienze Economiche e Statistiche di Udine, la professoressa Pagani, facciamo anche il censimento delle persone che vengono e quindi le nostre reti mailing list si ampliano sempre di più e vengono invitati a tutti gli eventi. Tra l'altro proprio martedì scorso abbiamo fatto un evento per fare il punto sul progetto e hanno partecipato 70 persone, di cui penso 50 circa in rappresentanza dei vari comuni. Ma oltre a questo abbiamo qui anche il presidente dell'ordine dei giornalisti. L'anno scorso abbiamo fatto anche un corso per giornalisti ed è in programma anche un altro corso proprio per informare anche i giornalisti, comunque i comunicatori, di quelle che sono anche le notizie positive sul territorio e di quelli che sono i messaggi importanti che non devono essere visti, infatti sì, diciamo giusto, dieta sana, non usiamo più neanche la parola dieta, ma corretta alimentazione in generale, perché, come mi hanno insegnato e dicono in tanti, bisogna anche essere attrattivi, no? Quindi sì, sappiamo benissimo che ci sono persone che magari non mangiano proprio correttamente, eccetera, però magari bisogna cercare di coinvolgerli con entusiasmo e gioia per tutte le altre iniziative, magari camminare, eccetera. Altre cose, dicevamo, dunque, le collaborazioni con le istituzioni, con il mondo della cooperazione, avevamo prima qui il tavolo, insomma abbiamo tramite appunto Giovanni Di Prima la rete con le case di riposo, ma anche col mondo della cooperazione, del volontariato. Ecco, una cosa importante, prima parlavo di risorse, sappiamo bene che è importante anche, non dico formare, ma promuovere il volontariato, perché sappiamo che ci sono tante persone che adesso lo fanno, cioè, c'è bisogno anche di di coinvolgere anche i giovani proprio nel senso dell'intergenerazionalità, eccetera, compatibilmente con gli impegni di lavoro che tutti hanno. E l'altra cosa, quindi, era appunto le collaborazioni tra parti sociali e come far sì che le persone certo, l'informazione, come si diceva, i social, ha citato prima, ecco, l'altro giorno abbiamo presentato anche i dati sui nostri social, sito internet, che effettivamente è una delle parti importanti di tutti i nostri progetti, perché il sito internet costantemente aggiornato, le pagine social, Facebook e poi anche le mailing list e tutto sono fondamentali. Poi adesso anche con la Regione sia il portale dell'invecchiamento attivo, ma in generale il portale della Regione, perché questi ad esempio delle passeggiate, ma per tutti, sono temi che interessano le persone, perché tanti ci scrivono, chiedono ma fate passeggiate di qua o in altri comuni, noi per quello che possiamo lo facciamo e quindi molto volentieri. Poi il progetto, ne parliamo poco, ma ha anche attivato i corsi per walking leader e i corsi di attività fisica e motoria nelle palestre comunali che vengono date in concessione gratuita dai comuni. E quest'anno abbiamo avuto, su richiesta, faremo la seconda edizione, non era nei programmi, però 650 persone hanno aderito su 18 palestre l'anno scorso, adesso avremo 15-16 palestre e proseguiamo anche per l'anno prossimo. Quindi, naturalmente in tutto questo la Regione ha investito, diciamo in modo ottimale, perché insomma sono risorse che poi si sono moltiplicate nel tempo, però sicuramente andranno nel senso della salute e investire nella salute. Tra l'altro, ultima cosa, nell'ultimo seminario incontro che abbiamo fatto c'erano alcuni altri rappresentanti importanti, quali Federfarma, Ordine degli Infermieri, Credima l'abbiamo qua, ma anche Italia Nostra, cioè varie associazioni che sono diventati partner frequenti. Qui c'era prima UNESCO e il nostro amico presidente Giuliano Gemo, che è un'altra associazione. Basta, e quindi tutto il resto avrete sulla pubblicazione e sul poster e sulle direzioni. Bene, grazie a Tiziana Del Fabbro. Concludiamo con Luca Sibilla. Ecco, dal punto di vista delle conf cooperative del Friuli Venezia Giulia, come si può consolidare questa collaborazione? Mi faccio sempre aiutare dalle slide, così andiamo via veloci. Allora, abbiamo immaginato un po' che l'invecchiamento attivo, tutta la normativa possa essere un po' da contaminatore di tutte le altre normative che in regione ci sono e che vanno per forza raccordate tra di loro rispetto alle persone anziane. Ne abbiamo elencate alcune che sono poi la maggior parte. Allora, alcune proposte concrete.
Allora, serve avere una visione di ciò che deve essere il sistema nei prossimi 20 anni. L'esperienza che abbiamo visto prima dei centri di di Casa Emmaus, in cui oggi ci sono una sessantina di persone con demenza accolte, nasce da una visione di un politico che è seduto al tavolo lì 30 anni fa, il quale ha avuto il coraggio e la visione di dare l'input perché l'esperienza di Casa Emmaus nascesse. Siamo qui 30 anni dopo a dire che sta funzionando e che sta dando dei servizi nuovi, quindi l'importanza di avere ogni tanto i politici diciamo che non fanno niente, però se siamo qua qualche volta cose buone fanno. Qualche riflessione veloce. Un tavolo col terzo settore, tutto il terzo settore, per coprogrammare, non coprogettare. E tu uso il termine coprogrammazione previsto dalle riforma del terzo settore apposta, volutamente, perché sulla coprogrammazione dobbiamo fare dei passi avanti nei prossimi anni. Supportare la libertà di iniziativa del terzo settore. Le risorse riusciamo a gestirle forse anche noi, anche nella realizzazione di nuove realtà che possano essere anche a livello strutturale più idonee a rendere attive le persone anziane e le persone fragili. È come un po' la vita, cioè io mi sposo e con mia moglie vado a vivere in una casa, poi magari ho 3 figli e vado in un'altra casa, poi divento anziano e mi sposto in centro, poi magari sono disabile e devo spostarmi in un'altra casa. L'importante è che sia la casa, è chiaro che cambiano le mie necessità. Bisognerebbe studiare anche delle soluzioni dove per esempio la persona può essere accolta insieme al familiare e in questo potrebbe essere utile anche recepire quanto previsto dal piano anziano fragile relativamente alla realizzazione di nuovi contesti abitativi nell'abitare inclusivo. Un ulteriore passaggio sarebbe questo che non sta in nessun documento nemmeno nazionale. Finché noi non passiamo dal modello casa di riposo attuale al modello casa comunità dentro le case di riposo non ne veniamo fuori. È un esempio anche delle risorse, non è accettabile che se entro in casa di riposo per preparare e dare una terapia ci deve essere l'infermiere, se sto a casa mia fino al giorno prima basta il familiare. Questo svincolerebbe il 70% delle risorse, ma è un'idea di come noi concepiamo la casa di riposo che va cambiata. E inserire l'esperienza dei centri di diurno all'interno del PDTA regionale, del piano delle demenze regionali che è in fase di studio, non me ne vogliono i funzionari regionali, ma finché la normativa sulle case di riposo è quella attuale, bisogna togliere i centri di diurno dalla 144, quella legge sulle case di riposo, perché l'approccio culturale, organizzativo e di metodo di lavoro è completamente diverso, altrimenti non funzionano. Non vuol dire che sta lì dentro che si deve applicare il modello D, però aiuterebbe a ragionare in termini. Noi abbiamo un'ottima legge sui centri diurni, questo bisogna riconoscere alla Regione, che ha permesso anche di sviluppare delle iniziative. Il sostegno a caregiver, studiando anche delle forme di temporaneità diverse, ci sono anche state delle sperimentazioni interessanti, nel rispetto del fatto che la persona, per esempio, che ha una demenza, bisogna andare in un contesto che è in grado di accoglierla. Rafforzare l'integrazione sanitaria, sociosanitaria, lavorare per esempio su dei voucher per quanto riguarda i trasporti. PNRR, ho messo un punto di domanda perché sarà da vedere dove andiamo. Case della comunità potranno funzionare e tutta questa rete anche sull'invecchiamento funzionerà se dentro le case della comunità ci sarà spazio per il terzo settore e per gli enti pubblici che lavorano poi sul territorio, altrimenti sarà la replica di qualcos'altro. Inoltre mi dispiace, io non so dove andremo anche su questo, però il PNRR stanzia su delle progettualità 2.400.000 euro per ambito per il supporto a iniziative per l'anziano fragile o sull'anziano. In certi casi si sono presentati dei progetti dove praticamente si va a ristrutturare un immobile e si fa una sperimentazione molto bella. Si potevano usare i 2,4 milioni per selezionare 5 o 6 progetti dove magari il privato sociale ci metteva una parte di compartecipazione economica e avremmo avuto un volano dove anziché 10 progetti in regione avremmo avuto 50. Se c'è ancora spazio magari qualche comune ci può fare una riflessione. Infine, le ultime cose, ascoltare le persone, perché le persone sono quelle che ci dicono di cosa hanno bisogno. E un elemento, e questo riguarda il benessere, la salute e l'integrazione sociosanitaria. C'è a volte una crisi, noi vediamo, no? Negli OSS, negli infermieri non si trovano, non ci sono educatori, eccetera. Forse dobbiamo riportare a scuola la cultura della relazione di cura e di che cos'è la professione di cura, che è essere al servizio di qualcun altro. Sì, ci sono i contratti collettivi, è chiaro che in certe figure sono sottopagate, ma dobbiamo ai ragazzi tornare a dare un senso a questo tipo di professione. Uso il termine qui in fondo vocazione, che viene usata a volte in maniera impropria come solo per la parte religiosa, ma la Treccani, che è laica, da questa definizione di vocazione. Quindi dovremmo cercare sin dalle scuole di tirar fuori queste cose ai ragazzi. Grazie. Perfetto, grazie anche per essere stato nei tempi. A questo punto noi abbiamo concluso la nostra tavola rotonda, non so se c'è qualche rappresentante della Regione a voler trarre le conclusioni.
Altrimenti, prego. Va bene, perfetto. Allora Matteo, se mi raggiungi qui sul tavolo, prima di lasciarti la parola, per le conclusioni, 2 parole sulle conclusioni di questa tavola rotonda. Mi pare che sono emersi tanti spunti interessanti, tante cose da fare, molto però si sta già facendo ed è questo un aspetto sicuramente positivo, e comunque, come è stato detto dai partecipanti a questa tavola rotonda, è anche opportuno che noi anziani ci mettiamo, parlo di me ovviamente Matteo, ci mettiamo del nostro, vivendo nel modo più sereno e consapevole la nostra terza età, rughe comprese, per citare Ariella Ciuc, perché come diceva Anna Magnani, ci ho messo tanti anni per farmele venire e a questo punto me le tengo molto volentieri. Matteo. Grazie Cristiano. Io penso di non dire una stupidaggine, ma mi risulta che l'OMS abbia spostato a 75 anni l'ingresso nell'età anziana. Quindi questo vuol dire che siamo adulti fino a 75 anni, ed è la testimonianza di un'analisi che è stata condotta proprio sui processi di svecchiamento della popolazione, dovuta a inserimenti sempre più tardivi nell'attività lavorativa, e quindi si lavora, perché si comincia non più a 14 ma a 18, a 25, a 30, e quindi si esce dalla vita attiva più tardi. E questo comporta anche dei riflessi sulla salute delle persone, perché stiamo facendo sempre di meno professioni logoranti, anzi mi permetto di aggiungere, qualche volta le facciamo fare ad altri. Ecco, anche qua è un tema di rapporti con la società e le fragilità che è complesso. Cosa possiamo dire? Io sono molto contento della giornata di oggi perché ho trovato molto fermento a livello di iniziative, di movimento di comunità, pur tenendo presente le grandi differenze che ci sono nei nostri territori, perché la nostra regione è piccola, però ha delle diversità territoriali concentrate piuttosto rilevanti. Abbiamo una zona montana, che è piuttosto vasta e lontana, una pedemontana, che raccoglie una fascia di comuni piuttosto ampia, una zona costiera che ha un capoluogo di 200.000 abitanti, e una città come Udine, che mi fa piacere sentire che ci siano delle attività anche così di prossimità, e da triestino questa cosa un po' la invidio, se devo essere sincero, perché faccio un esempio e poi chiudo con un fatto personale. Mia moglie mi chiama qualche settimana fa e mi dice: Matteo, al piano di sotto, dai signori XY, c'è un cartello. Le chiavi sono depositate presso questo ufficio. Avvisate l'avvocato tal dei tali e chiamate la polizia. Una coppia di anziani che è stata trovata al 6° piano di casa mia con la vita finita. Un omicidio-suicidio nella civilissima Trieste. Io salutavo queste persone, chiedevo come va, come non va, chiedevo ogni tanto se avessero bisogno di qualcosa, ma evidentemente non basta questo, bisogna avere degli strumenti di intercettazione della fragilità, però anche c'è un tema, la libertà di scelta delle persone. Ecco, infatti il caso si è archiviato dicendo che è stata una scelta consapevole di porre fine a una vita di solitudine. A me queste cose da professionista fanno agghiacciare, non solo da professionista, ma da persona, da credente aggiungo. Perché così finisco in maniera, portando un po' l'acqua al mulino dell'ispirazione cristiana che rappresentiamo, Papa Francesco parla di evitare la cultura dello scarto. E purtroppo noi continuiamo a pensare, nonostante abbiamo dati alla mano e vediamo anche tutto questo fermento delle comunità, che l'anziano non è
ancora una risorsa così come la stiamo pensando qui e ora adesso, ma è ancora un problema. Per cui oggi la concretezza è una parola che mi porto a casa, ma soprattutto il discorso delle canne d'organo. E l'ho già detto anche al 14 febbraio, il convegno che abbiamo fatto sulle sfide della residenzialità e del sociosanitario, vero Aldo? Ecco, Pino, Paolo che c'era con noi, Renata Della Ricca, ecco, e altre persone che ho visto anche in sala, impariamo a fare sistema. Cominciamo a fare una programmazione sociosanitaria sul territorio, perché altrimenti se non gestiremo la cronicità o la disabilità in una maniera prospettica e condivisa con vari portatori di interesse, coinvolgendo tutti, dico io, insomma, sostengo molto quello che ha detto Luca. Il PNRR non potrà partire se non ci sarà qualcuno a fianco del pubblico, è evidente. Replicheremo strutture oppure apriremo le ennesime cattedrali nel deserto. Questo è il problema e va affrontato. Però dobbiamo imparare a fare il sistema. E fare il sistema vuol dire evitare doppioni, cose che molto spesso abbiamo, o evitare che ci siano 50 cose uguali su un territorio e basta spostarsi di 5 km e non c'è niente. Allora, in questo chiaramente il programmatore deve creare una rete che individui le aree di criticità. Abbiamo fatto il piano della fragilità, lo dobbiamo riprendere. Stiamo facendo il PDT a demenze e ti confermo che una tendenza sui centri diurni a scorporarla dal 144, il sottoscritto l'ha portata avanti, ecco, proprio perché bisogna anche lavorare sull'integrazione ma anche sulla specializzazione. Sono mestieri diversi. Non sono in contraddizione, domiciliarità, semiresidenzialità e residenzialità, sono mestieri diversi che sono volani di un medesimo meccanismo. E pensare che c'è una sola unidirezionalità in questi percorsi non vuol dire dare un invecchiamento sano alle persone. Per cui concludo dicendo che queste occasioni devono continuare, non deve essere solamente un evento di sensibilizzazione, cominciamo a fare interventi di programmazione, come è stato detto, e di coprogettazione insieme tra tutti coloro che in questo grande fermento del nostro territorio, con anche delle cose molto avanzate, c'è, solo che non riesce a prendere il volo perché a mio giudizio non siamo ancora in grado di fare il sistema. Grazie. Grazie, pensavo di non dover dire più niente, quindi mi ha accolto un po' impreparato, però nell'impreparazione faccio una considerazione ad alta voce. Eravamo in tanti, questa è una sala che tiene tanti posti, eravamo in tanti, molti di voi siete rimasti fino alla fine, quindi il ringraziamento mio di Federsanità, ma anche se volete di uno che ha avuto la responsabilità di condurre un po' questa giornata, il mio è un ringraziamento sincero per quelli che sono arrivati all'inizio e per quelli che restano fino alla fine. Ringrazio anche chi ha scelto di non venire, perché non ha potuto magari. Penso anche a tante istituzioni, penso anche a molte amministrazioni comunali che potevano essere qui oggi, perché se no mi dicono che parlo solo della Regione. Mi sarei aspettato un po' più amministrazioni comunali, che magari poi sono molto impegnate a fare tante cose, ma oggi questa era casa loro. Quando ho cominciato a fare il sindaco io, tantissimi anni fa, 35 anni fa, adesso non lo faccio più per fortuna, l'assessorato più importante all'epoca era l'assessorato al bilancio e l'assessorato all'urbanistica. Oggi, se dovessi dire per un sindaco qual è l'assessorato più importante, non c'è ombra di dubbio, è l'assessore al welfare, è l'assessore che si occupa della salute della tua comunità. E non è casuale che sono cresciuti i costi, gli impegni di bilancio. Allora ai miei già colleghi sindaci e assessori dico: se non lo volete fare per amore, fatelo per la cassa, fatelo per queste cose, venite, partecipate, perché da queste cose ne traete giovamento e ovviamente ne traggono giovamento anche i consiglieri regionali che poi devono legiferare. Quindi l'augurio è che questa sia stata per noi una buona occasione guadagnata e, se volete, forse l'unica nota stonata, un'occasione persa per quelli che non erano qui,
ma siamo sicuri che li rivedremo. Speriamo di non rivederli solo quando devono chiedere soldi, perché il tema non è solo chiedere i soldi, il tema è cosa ne facciamo di questi soldi, se abbiamo una progettualità, se abbiamo un'idea. Certamente è un ruolo fondamentale, ricordatevelo, ricordiamocelo, lo giocano gli ambiti socio-sanitari. Gli ambiti assistenziali sono stati una delle più intelligenti iniziative istituzionali che ha avuto questa Regione, che è riuscita a far superare i campanili, che spesso sono campanili che abbiamo nelle teste, e abituare i comuni a lavorare assieme. Ecco, in questo senso, secondo me, adesso dobbiamo fare un altro grande sforzo, ampliare ulteriormente il tema della sanità, farlo diventare sempre di più un tema di salute. Noi tutti oggi abbiamo parlato di salute, non di sanità, e questo è già un fatto culturale. 10 anni fa forse non saremmo stati qua a parlare di queste cose. Quindi vuol dire che un po' di strada l'abbiamo fatta, il bicchiere è mezzo pieno, potrebbe riempirsi di più, ma non dimentichiamoci la strada che abbiamo fatto assieme. Grazie. Sì, io solo brevemente un saluto e un ringraziamento a tutti, sperando che la giornata sia stata di interesse e in qualche modo utile. Da parte nostra, nell'ambito del progetto, raccogliamo sicuramente l'invito a proseguire questo percorso che abbiamo anche iniziato oggi con l'evento di disseminazione, per trasformarlo in qualcosa di sempre più concreto, al fine di creare alla fine un meccanismo virtuoso per la creazione delle politiche. Detto questo, grazie ancora a tutti. Io voglio solamente ringraziare. Io oggi ho avuto questa funzione di ascolto. Per chi non mi conoscesse, sono Miriam Toti, sono direttore del Servizio Programmazione, Politiche Sociali e Integrazione Sociosanitaria. Io penso che la cosa più importante è veramente l'ascolto. Qualcuno l'ha detto, no? Più volte nella giornata di stamattina, anche perché da una parte sono state sottolineate diciamo, gli aspetti virtuosi. Noi abbiamo tantissime cose, dobbiamo forse farle funzionare meglio e soprattutto farle conoscere, il discorso della comunicazione, no? Dell'informazione. Quindi questo secondo me è uno degli aspetti che dobbiamo assolutamente potenziare. Ma la vostra voce, le diverse voci, noi abbiamo insieme a Elisa abbiamo cercato proprio di creare una occasione di sensibilizzazione dove ci fosse la possibilità proprio di sentire tutti quanti, sentire dal loro punto di vista, dalle vostre esperienze, dalla vostra ricchezza, quello che effettivamente si può, ognuno di noi, per la nostra piccola parte, lavorare sul tema del contrasto alla solitudine, una solitudine che ci accompagna per tutta la vita, perché possiamo parlare della solitudine degli adolescenti, così come possiamo parlare della solitudine degli anziani. E nello stesso tempo tutto il fervore che c'è appunto nel mantenimento dell'invecchiamento attivo, e qui avete avuto proprio oggi appunto avete ascoltato le diversissime esperienze che ci possono essere. Io penso che dobbiamo continuare in questa strada, da noi per quanto ci riguarda ci mettiamo tutto l'impegno e insomma la nostra porta è aperta. Grazie a tutti dell'attenzione e di essere rimasti qui fino a quest'ora, grazie a tutti di nuovo.